buongiorno. Intanto volevo ringraziare tutte le persone che ieri mi hanno fermato a Montebelluna, veramente guardate tante, per ringraziarmi di quello che faccio, per quello che con questa squadra importante, anche le associazioni abbracciano le associazioni, cerchiamo di fare per portare un po' di serenità. Io ieri ho abbracciato i genitori di Kevin, i nonni, e ve lo posso assicurare, è un dolore che qualcuno dovrebbe capire e rispettare. Quando abbiamo cercato di raccogliere queste firme perché l'Europa, essenzialmente la politica, si decida a mettere questo airbag obbligatorio per le motociclette, abbiamo fatto centro perché in tantissimi hanno firmato, poi vi daremo tutto anche durante la settimana, ma soprattutto ecco, rispettare questo dolore infinito. Guardate, è un dolore, questa mamma che io quando l'ho abbracciata era ghiaccio, ghiaccio puro, dura, gelida, un dolore infinito, e penso a quelle persone che non si fermavano quando noi chiedevamo coi volontari per cortesia ci mette una firma per questo albergo obbligatorio. No, non firmo, perché sono riusciti a fare anche questo. Le persone non si fidano più, hanno paura di firmare, chissà cosa mi capita, chissà dove andrà con questa firma. Bisogna rispettare anche queste persone, però hanno visto questi genitori perché erano là. Le mamme che piangevano, questo nonno disperato, questa mamma gelida. Quanto gelido dobbiamo ancora vedere per far capire che forse la politica, che può, perché abbiamo gli strumenti, non è che non ci siano gli strumenti, li abbiamo ma costano. Allora quando qualcosa costa per tutta la comunità non si può. Però per le armi si trovano i soldi, per quello che si decide di fare la terza, quarta, quinta, sesta, ottava corsia, quello che si vuole si trovano. Per mettere in sicurezza questi genitori con i loro ragazzi non si può. Un ragazzo mi ha detto: vieni Mirella a vedere quanti motorini, motociclette ci sono fuori dalle scuole. Anche noi dobbiamo fare questa raccolta, anche le scuole. Vedremo come andrà a finire, ne parleremo in settimana con questi ospiti, prepareremo tante cose, ma questa mattina volevo veramente abbracciare tutti questi genitori, perché solo chi prova può capire questo dolore. Grazie, grazie. Adesso vi presento questi due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Danilo Vendrame, Presidente Autotrasporti Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Grazie Danilo Vendrame di essere qui. Buongiorno a tutti. Saluto anche Valente Chieregato, manager. Grazie Valente di essere qui. Anche Valente che soprattutto capire cosa ne pensano dell'elezione di Trump, cosa succederà all'Europa, all'Italia, ecco, avrà delle conseguenze oppure avrà delle vittorie, chissà. Sentiamo cosa ne pensa e partiamo subito con Danilo Vendrame. Prima vorrei fare un appunto su quello che ha detto prima degli incidenti. Allora, gli enti proprietari delle strade possono mettere multe. E abbiamo visto che con gli autovelox dicono che non vogliono fare cassa, e su questo posso anche essere d'accordo. Però i proventi delle multe dovrebbero essere indirizzati alla sicurezza stradale. E c'è scritto sul codice della strada, non su altre cose. Quello che permette di mettere le multe permette anche di obbliga a investire sulla sicurezza stradale. Allora, cerchiamo di capire cosa possono fare i comuni per la sicurezza stradale con questi soldi. Non solo asfaltare la strada, ma fare comunicazione, quando ti prospettano davanti la moto e corri, ok, però non hai il senso della misura. Se ti fanno vedere su un video, su un simulatore, cosa che può succedere se tu corri, ecco che allora in certe situazioni ti rendi conto di fare una cosa sbagliata e forse qualche incidente potrebbe essere eliminato. Vi rubo un altro 2 secondi. Mio papà, autista di vecchio corso, ha fatto 70 anni, gli hanno dato il volante di diamante perché ha fatto 70 anni senza incidenti, 70 anni di patente senza incidenti, e mi ha detto 2 cose. La prima, eravamo su un ponte stretto, veniva avanti un altro camion, ma ci passano 2 camion qua, dove va pian sì.
quando vedo la strada stretta, do che va pian sì, e lo metto in pratica. Quando ho preso una strada e c'era un altro che veniva e doveva darmi la precedenza, alla fine ho frenato perché non mi ha dato la precedenza. Papà mi ha detto, ti bisogna che te guardi di avere la precedenza, ma che lui sia d'accordo però di dartela. E questo è valido anche per i pedoni che leggiamo tutti i giorni investiti sulle strisce stradali. Te metti in parte della strada, te vedi chi te ha visto e si ferma, ok, e te passi, ma non puoi passare se che altro non si ferma, perché comunque te avrà appeso. Ecco, questo qua era un inciso su quello che abbiamo detto prima, e che dalla mia esperienza, quasi 50 anni anche io di patente, quindi ho visto, facendo magari i chilometri pari a 2 volte il giro del mondo, ma comunque va bene. Sì, faccio l'autotrasportatore. Riguardo al discorso di Trump è una sfida, non si sa precisamente cosa farà, ma certamente non resterà tutto invariato. Allora sarà una sfida per innovarsi, una sfida per riuscire a capire cosa c'era che non andava e che dobbiamo tagliare e cosa c'è che funziona e che dobbiamo incentivare. Certamente credo che niente rimarrà, perché se comincerà a mettere i dazi, ok, andremo peggio. Se comincerà a fare protezionismo, ok, andremo peggio, come siamo abituati a vederla noi. Ma può darsi che aziende innovative, che le sfide, italiani non siamo secondi a nessuno quando che da tirare fuori robe nuove. Quindi, ok, mettiamoci il cuore in pace, il discorso deve cambiare e cerchiamo di trovare il nostro posto per incentivare sia quello che succede in Italia, l'occupazione, ma anche il benessere, perché due persone quando lavorano, hanno una famiglia, è giusto che riescano ad avere anche un certo benessere e riescano a vivere con una certa tranquillità. Sentiamo anche commenta il nostro Valente Chieregato, questo manager, non sarà poi tutto male, vedremo, dice, vendrà, ma può darsi che qualcosa cambi perché qualcosa deve cambiare. Non è possibile che con 2 stipendi questi lavoratori non riescano ad arrivare a fine mese. Io ne so qualcosa, ve lo dico tutte le mattine, perché veramente non ce la fanno, sono veramente dei stipendi miseri, delle pensioni inaccettabili. Prego Chieregato. Sì, innanzitutto volevo fare una chiosa sulle multe. Le multe in Italia fruttano, si può dire, insomma, sono 1,5 miliardi di euro all'anno, il che significa che sono 25 euro pro capite per ciascun italiano. Sono tante, sono poche, sono d'accordissimo che dovrebbero essere investite completamente, 100% sulla sicurezza stradale, su tutto quello che è la problematica che riguarda appunto la sicurezza al volante. Non è sempre così, soprattutto a livello comunale, però diciamo che viene fatto molto anche sotto questo aspetto. Io dico sempre che è santo un autovelox che viene messo vicino a una scuola, meno santo è un autovelox che viene messo magari sul limite di 50 all'ora su una strada extraurbana, lontano da qualunque pericolo, da qualunque situazione. Questo poi naturalmente sta anche nella sensibilità degli operatori che ci sono sulle strade e qui ovviamente su questo sono d'accordo, bisogna vigilare che siano messi nella maniera giusta, nei posti giusti dove veramente sono utili alla cittadinanza e sono utili anche alla sicurezza sulla guida. Io voglio citare un caso perché mi riguarda da vicino, ma credo che anche molti ascoltatori abbiano provato. Sulla Treviso Mare, in località Meolo, è stato messo un autovelox su entrambi i lati in un punto dove ci sono stati incidenti mortali, un punto molto pericoloso. È stato pubblicizzato in una maniera enorme, giustamente, per rendere edotte tutte le persone che passavano di lì. Nonostante questo c'è stata gente che si è presa 60 multe e questo non va bene naturalmente. In questo caso limite 70, non stiamo parlando di un limite 50 in un luogo, in un punto estremamente pericoloso, per cui
A volte le situazioni sono limite, ma sono la grande minoranza. Nella maggior parte dei casi gli autovelox sono messi in un posto corretto e funzionano, scattano se una persona non rispetta le regole. Questo bisogna sempre ricordarselo. Volevo dire due cose su Trump. Allora, prima di tutto, grande rispetto per il voto democratico. Non ci dimentichiamo mai che stiamo parlando di una grande democrazia mondiale che ha espresso attraverso il voto dei propri cittadini una volontà molto precisa. Mi fanno sempre molto arrabbiare quelli che si adombrano quando vince quello che magari porta la parte politica che non piace a quello che critica e mette in discussione il concetto democratico. In questo caso, come in tanti altri, siamo di fronte al trionfo della democrazia, cioè il popolo sovrano che decide dove andare. Dopodiché nella sensibilità di ognuno di noi ci può essere una simpatia o un'antipatia per il personaggio, per le politiche che vuole attuare. Sul tipo di politiche non ci dimentichiamo che Trump ha già governato per 4 anni, non l'altro ieri, cioè dal 2017 al 2020, quindi più o meno sappiamo quello che farà. Non credo che stravolgerà la sua linea politica che abbiamo già visto in azione. Dal punto di vista europeo e italiano le cose non sono cambiate più di tanto quando lui ha governato. Sicuramente bisogna tener conto del fatto che non è la politica dei democratici, è una politica diversa, un pochino più liberista, con dei dazi, è vero, ma c'erano già anche prima. Se saranno di più ci adegueremo e cercheremo di superare questa problematica che già in passato abbiamo superato brillantemente. Come diceva giustamente il suo ospite in studio, quando noi italiani ci organizziamo e ci mettiamo in marcia per la risoluzione di un problema non siamo secondi a nessuno, e questo è verissimo e riguarda soprattutto la nostra industria manifatturiera che nel mondo brilla sempre e si distingue. Quindi dovessero esserci questi dazi tratteremo, anche perché attenzione, non è che sono unilaterali. Il governo americano metterà sul piatto un'idea e i nostri governanti, i nostri industriali, le nostre associazioni di categoria andranno a trattare, perché si tratterà di questo. Quindi non è una cosa che viene decisa dall'alto e l'alto è il governo americano. Ricordiamoci che gli Stati Uniti hanno bisogno della nostra industria manifatturiera per tantissimi comparti e soprattutto vogliono comprare i nostri prodotti. D'altra parte anche noi compriamo i loro. Non ci dimentichiamo che è un rapporto di dare e avere. Anche noi compriamo i loro prodotti, quindi non è che loro possono fare tutto quello che vogliono svegliandosi la mattina. Ci sarà una trattativa, questa trattativa sarà portata avanti secondo me come è stata portata avanti l'altra volta che Trump è stato eletto presidente. Io non vedo nessun pericolo da questo punto di vista. Bisogna stare molto attenti. Poi dal punto di vista invece della politica estera, credo che questo governo possa dare, diciamo così, un impulso diverso. Non ci dimentichiamo che la spesa militare degli Stati Uniti è superiore alla spesa militare di tutti gli altri paesi del mondo messi insieme. Quindi se noi consideriamo la spesa militare della Cina, della Russia, di tutta l'Europa, di qualunque altro paese del mondo e la sommiamo, non facciamo la spesa militare degli Stati Uniti. Questo significa che quando gli Stati Uniti decidono, e mi auguro che sia questa volta, che una data guerra deve terminare, quella data guerra termina. Quindi io mi auguro che succeda prima di tutto per le popolazioni coinvolte che naturalmente stanno soffrendo di questa situazione, e poi anche per noi, perché sia la situazione russa sia quella del Medio Oriente ci coinvolge con la nostra industria, con le nostre imprese, soprattutto quella russa se vogliamo, e quindi a noi fa comodo ed è giusto anche per le nostre imprese, per i nostri lavoratori, che quel mercato torni ad essere quello che era prima. Molto chiaro, Gatto, grazie. Allora sentiamo, apriamo il centralino. Rinaldo, vai Rinaldo da Venezia. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Mi voglio incominciare. Oggi è San Martino ed era una festa dei bambini. Una volta nel 1950 parliamo della roba gioiosa, non solo delle guerre, delle schede. I poteri adesso gli era tutti in CAE, fare botteghe con i bidoni a far bombeo, a battere San Martino.
perché si andava a fare botteghe, a fare il casino, pestare. Veloce Rinaldo perché devo andare avanti, vai! I soldini, ma le feste popolari, non solo guerre, disgrazie, gli americani fanno quello che vogliono. Mi dici che Trump è una brava persona, ha avuto 300 processi che non ancora, ha fatto quello che ha fatto. Che brava persona sia. Poi gli americani, sai quanti poveri che dormono per terra in America? E ne sono milioni che non c'è cura, dormono in terra. E poi, che popolo sono gli americani? Indiani gli americani. Le guerre fondai, io rimango con le armi, perché dava armi a tutto il mondo. Quelle guerre le fa apposta per guadagnare. Cosa mi interessa neanche degli americani? Siamo insoservi neanche degli americani. Bisogna facciamo quello che volevo. I miei liberati, è vero, allora che ne ho tanti anni, non mai anche amico piano marcia a scuola. Ma capace che non avremmo dato abbastanza agli americani. Anche chi saranno, che fate quello che voi, noi altri italiani, facciamo noi altri a casa nostra, non comandiamo neanche, basta che ti vadi nel servizio, va bene, un aereo americano che viene a fare l'esercitazione, la butta su e funi via, e ne sta 10, 15 morti, non mi ricordo. I ga portai via, nessuno ga sa visto più niente, se saranno loro. Cosa diciamo? Grazie Rinaldo, molto chiaro, fammi andare avanti, se no non ce la faccio. Comunque l'opinione di Rinaldo l'abbiamo sentita, ognuno a casa fa le proprie riflessioni. Allora, Danilo Vendrame, quello che ha detto Chieregato, grosso modo coincide con quello che ha detto lei. Vedremo cosa succederà, grosso modo la linea l'abbiamo già vista, perché questo uomo ha già governato, abbiamo già visto come si comporta. Il problema è che noi riusciamo a capire se l'Italia riuscirà a sollevarci. Ecco, noi avevamo, come avete detto tutti e due, abbiamo questa creatività nel DNA, che basta che ci diano qualsiasi cosa e da quella cosa riusciamo a far nascere il mondo. Il problema è che la politica, invece di aiutare, non cerchiamo sempre di dare la colpa all'ultimo governo, che in poco tempo per qualcuno dovrebbe fare tutto quello che non hanno fatto tutti i governi precedenti in decine e decine di anni. Però cosa è successo? Tutta la nostra creatività è stata succhiata, venduta, svenduta alle multinazionali. Dappertutto noi abbiamo visto che queste poche persone diventano sempre più ricche, sono diventate sempre più ricche perché hanno capito cosa vuol dire economia e se la sono presa. Prendendo le nostre meravigliose industrie, il meglio, hanno lasciato le ossa, si hanno preso la carne e hanno lasciato i rottami, nel silenzio assoluto di tutta la politica che doveva intervenire e salvare l'artigianato, salvare l'operaio, perché io voglio vedere se l'operaio non lavora più, se questi politici riescono ad avere tutti quei soldi e dall'alto fare le prediche. Vorrei proprio vedere cosa succederà se l'operaio non c'è più. Ma soprattutto quello che era il know-how non è stato veramente anche da parte del sindacato difeso. Non hanno difeso. Questa persona si è trovata nella confusione totale, ha cercato di cambiare, cerca di non andare a votare, ma le cose non si risolvono. Siamo nel 2024, abbiamo ancora gli stipendi a 1.200 euro e chi gli arriva è già un signore, e pensioni a 600 euro. Cosa è successo, Vendrame? Eppure qualcuno sapeva che dai, questo paese sarebbe affogato. Qualcuno dice, ma non è vero, va tutto bene. Spiegatemi 6 milioni di poveri in Italia se va tutto bene, e non sono barboni, sono famiglie che lavorano, perché qualcuno non ha ancora capito che sono i poveri. Prego, Vendrame. Come ha detto prima, le politiche cambiano, i governi cambiano molto spesso, adesso speriamo che duri un po' di più questo governo e il prossimo che faremo. Allora, in tanti anni può avere anche una visuale di lungo periodo. La visuale degli ultimi governi è stata quella di demolire quello che aveva fatto il governo precedente, sia di destra che di sinistra hanno fatto tutti quanti perché avevano una visuale differente, ma
erano visuali secondo me di corto periodo. Una visuale di lungo periodo non c'è stata. E in questo quando l'economia come il mondo del lavoro eccetera sono come grandi navi, non è che cambi la direzione su un minuto o freni un minuto la grande nave, non ha freni, quindi bisogna che la indirizzi in un posto, dopodiché riesci a girarla, ma ci vuole tempo. Allora, quello che cerco di dire è che dobbiamo ripensare alla politica del lavoro, dobbiamo ripensarla facendo non del male, ma facendo delle cose in cui non siamo abituati a fare. Siamo abituati ad avere dei contratti di lavoro. Leggevo stamattina sul Corriere della Sera il costo orario di un metalmeccanico, che il contratto di metalmeccanici non è certo uno di quelli più alti, costa 29 euro l'ora. Nel sentire comune l'operaio prende 5 euro, 5,50 euro. La differenza dov'è che va? Sui balzelli, sulle tasse? Cerchiamo di cominciare a governare questa cosa, a governare i contratti, a disboscare tutte quelle cose che non servono. Le facevo l'esempio prima fuori, ma impariamo dai contadini. I contadini adesso, se vedete le viti, sono pieni di tralci dappertutto. Quando il contadino ha potato, per portare frutto ne lascia 3 per vite e le mette come deve metterle. Allora, cominciamo a fare delle piccole regole, dei piccoli dei stravolgimenti di quello. Non è detto che dobbiamo pagare meno o prendere di più, eccetera, ma cerchiamo di fare una cosa che possa andare bene a tutti, col contributo del governo, dei sindacati dei lavoratori, dei sindacati degli imprenditori, col contributo di tutti. Cerchiamo di fare una cosa lineare, di sboscare tutte quelle cose. Se arrivo con una conquista sindacale a prendere mezzo euro in più all'ora, so che è mezzo euro mio, non è mezzo euro che va nel calderone nel minestrone. e che dopo non vedo Tagliare più. i rami secchi, sai i rami che taglieremo? Mamma mia! Maurizio da conserve e poi andiamo da Chieregato. Vai Maurizio, veloce! Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, niente Mirella, state parlando di una cosa molto importante. Allora, per quanto mi riguarda nel mio settore delle pulizie, adesso non mi ricordo come si chiama il signor qua che ha appena parlato. Vendrame, ecco. Allora, signor Vendrame, io le dico che facendo le pulizie io sono a contratto part-time, ok? In regola, e naturalmente quel contratto a tempo indeterminato, già da 5 anni quasi, 4. Ecco, però c'è un problema. Io purtroppo non ho uno stipendio altissimo, non arrivo neanche a 1.000 euro più o meno a fine mese. Ecco, il discorso è che facciamo ore, sì, quello che c'è, però dobbiamo stare nel limite degli orari prefissi dalla nostra azienda. Ecco, io le dico solo questo, adesso non so se avrò anche gli scatti di anzianità per quanto riguarda l'aumento della ora. Io prendo 8 euro l'ora più o meno, ecco, non di più, spero di arrivare magari a 10, questo non lo so, non so dirglielo. Ecco, poi secondo me i sindacati dovrebbero fare di più per questo tipo di lavori, perché il nostro è un lavoro usurante, capisce signor Vendrame? I sindacati dovrebbero prendere i riflettori su questo tipo di lavori. Ecco, questo è quello che io... Grazie Maurizio, devo correre, grazie, se no non ce la faccio. Comunque sei stato molto chiaro e dato anche dei numeri. Dopo Vendrame sentiamo Chieregato. Chieregato come commenta sia le parole di Vendrame che delle telefonate che abbiamo sentito? Allora, prima di tutto, siccome io lavoro nel settore metalmeccanico e sappiamo che il settore metalmeccanico è fondamentale per l'industria italiana e per tutto il PIL italiano, per tutta l'Italia in genere. Attenzione alle cifre, un operaio metalmeccanico in Italia, sono controllati i dati al volo,
costa circa 22 euro all'ora. 29 sul Corriere della Sera stamattina. Evidentemente hanno fatto un errore. Forse I numeri sono importanti, ha ragione Chieregato. Capite, da 22 a 29. Anche 22 allora, sono... Andiamo Chieregato. Sì, per carità, forse hanno considerato dei costi accessori, delle altre cose, ma il costo del lavoro è una cosa seria ed è quello. Per quanto riguarda invece lo stipendio netto, ricordiamoci che naturalmente questo può variare da un sacco di fattori, soprattutto se c'è famiglia con figli, dal tipo di lavoro, anche perché non è che i lavoratori metalmeccanici sono tutti uguali, però diciamo che 5 euro non li prende nessuno, no? Andiamo dagli 8 ai 10 euro netti. Questo è quello che succede oggi, anche perché ricordiamoci che nel settore metalmeccanico non si sa come mai, ma c'è una carenza di personale atavica e per noi è un grossissimo problema, per cui attenzione, diamo un messaggio chiaro. Il lavoro nelle fabbriche oggi è un lavoro tutelato, è un lavoro confortevole, si guadagna bene, c'è una certezza del posto di lavoro generalmente abbastanza solida, quindi attenzione, non demonizziamo questo tipo di lavoratore o di lavoro, perché è un lavoro del tutto dignitoso, molto importante che deve coinvolgere più persone, perché in questo momento abbiamo un'enorme carenza in tutto il settore di personale e questo non va bene. E forse fermo Chieregato perché devo correre perché il tempo è tiranno. Prego. Ma questo è dovuto perché non si è fatto quello che si doveva fare, che è la formazione. Cioè adesso ci lamentiamo perché sono spariti gli ITIS, perché sono sparite queste scuole importantissime e dove ci sono abbiamo i ragazzi, perché io li ho ospiti e anche hanno piacere di frequentare quella scuola. Allora c'è qualcosa che non torna, è la programmazione. In questo paese non si programma Chieregato, poco, si pensa sempre dopo, ma la prevenzione bisogna farla prima. Prego. Allora, c'è un problema legato alla struttura del sistema scolastico, ovvero noi abbiamo un certo numero di persone e sappiamo che nel giro di 20, 30, 40 anni queste persone andranno nel mondo del lavoro ad occupare certi posti. Poi però sovraqualifichiamo le persone, cioè faccio un esempio, se sappiamo che c'è una richiesta sul mercato di 10.000 avvocati, non possiamo permettere a 30.000 persone di iscriversi alla facoltà di giurisprudenza, perché è una cavolata per il sistema paese. Porca miseria, non è che per forza la libertà personale deve sempre prevalere nei confronti della libertà della comunità e dell'interesse della comunità, che poi è l'interesse anche dei singoli. Per cui bisogna sistemare l'offerta universitaria e scolastica in modo che le persone siano incentivate ad andare verso un certo tipo di formazione e disincentivate ad andare verso un altro tipo di formazione. Quindi non significa privare della libertà, ma fare delle politiche che mandino ma Chieregato, bisogna agire, cioè non è adesso, hanno detto che fra 10 anni avremo tanti di quei medici che non sapremo neanche dove mettere perché si stanno formando. Sì, ma dobbiamo aspettare 10 anni, intanto cosa facciamo? I diversamente giovani possono aspettare 10 anni per avere i medici. Abbiamo Adriana, poi continuiamo, vai Adriana. Scusa la voce, volevo soltanto dire una cosa, lo sai che io non sono controcorrente, sono per le cose giuste, non sono neanche una staccanovista, perché però vorrei dire questo: quando sento parlare di lavori usuranti per fare le pulizie, ma con tutte le attrezzature che hanno, cioè mi spiazzo quando mi sento queste cose, perché cosa farà il lavoro usurante? Avrà le macchine, dipende dov'è, se su una fabbrica allora ha i suoi attrezzi. Non trovo un lavoro, sempre lavoro, ma non usurante. Grazie anche alla nostra Adriana, ognuno pensa appunto a fare proprie riflessioni. Allora Vendrame, so che volevi intervenire quando ha parlato Maurizio da Conserve, poi rispondiamo anche a Chieregato quello che ho detto io, prego. Se noi riusciamo a coinvolgere
le parti sociali, sia da una parte che dall'altra, lui dice che il sindacato non fa abbastanza perché la vede in maniera riduttiva per il suo lavoro, cioè vorrà l'aumento di stipendio su quello. Ok, dopodiché che sarà tutti che altri? No. Allora dobbiamo, secondo me, riuscire a fare un contratto che sia un contratto unico, dopodiché ci sono le varie sfaccettature per i vari mestieri, perché naturalmente ognuno ha le sue peculiarità. Però se facciamo un contratto, non è che io ciappe 8 euro, che altro che ne ciappa 5, uno che ne ciappa 10, uno che ha 13, uno che ha 14. Facciamo un contratto che sia uno per tutti, quella è la paga base, ok, dopodiché gli incentivi li mettiamo dopo. Allora avremo un qualcosa davanti che se dobbiamo aumentare, aumentiamo tutti insieme, se dobbiamo diminuire, il che non credo, diminuiamo tutti insieme, ma è lineare il discorso, non può andare avanti per un settore, dobbiamo rinnovare, allora facciamo casino da una parte, dall'altra il sindacato fa poco, mi voglio più soldi. Cioè, cerchiamo di capire come può andare il sistema Italia facendo le cose molto più semplificate e credo che a quel punto riusciremo. Ho fatto più volte il contratto nazionale di lavoro e le integrativi regionali, quindi queste cose le abbiamo viste. Quando cerchi di fare le cose troppo lineari ti dicono di no. Allora cominciamo a fare queste cose, cominciamo a decidere quale sarà. Abbiamo un assist molto forte del sindacato che dice 9 euro minimo all'ora. Bene, disboschiamo tutta quella selva di clausole e casolette sui contratti di lavoro e riportiamo tutto a un limite. A quel punto i 9 euro vedremo che non saranno sufficienti, ce ne vorranno di più. Abbiamo Nadia, vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Io volevo dire, aumentano le buste paga, aumentano le pensioni, però nel frattempo aumentano anche i generi di prima necessità, la luce, il gas. E allora anche se fanno l'aumento è come che non facessero niente, perché non ci arriviamo lo stesso. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie Nadia, vedete come si diceva una volta, vendremo il conto di Acerba che fa a casalinga a casa, è 1 più 1 che da far do, ma se non mi fa do anche se mi aumenta perché spendo sempre di più. Allora sentiamo anche Chieregato come commenta, sono importanti queste telefonate, fanno capire che a casa riescono invece a fare i conti e dire ma com'è sta storia allora. Prego Chieregato. Il tema del costo della vita è fondamentale e vi faccio notare una cosa, che negli Stati Uniti Trump ha vinto le elezioni esattamente su questo punto. Quando si è presentato in un comizio con la borsa della spesa alle spalle, non so se avete visto le immagini, no? Dove faceva vedere di quanto era aumentato questo bene o quell'altro, lì in quel momento preciso ha vinto le elezioni. Perché quando si va a toccare le tasche delle persone le cose cambiano completamente. Guardate, vi faccio un esempio, non so se qualcuno di voi o a casa qualcuno è stato mai a New York. A New York ci sono questi baracchini sparsi ovunque che vendono hot dog. L'hot dog è un paninetto molto piccolo di pane morbido con dentro un wurstel, abbastanza anche quello piccolo, e delle salsine fine, ok? Cioè è pieno dovunque. Fino a qualche anno fa costavano $1, $2, $3, no? Oggi l'hot dog a New York costa $8. $8. Allora, questa cosa qui, in una campagna elettorale, è vincente. Perché è chiaro che se durante il governo di quell'altro i prezzi sono aumentati tanto, per alcuni beni primari negli Stati Uniti sono aumentati veramente tanto, è chiaro che quello dice attenzione, io questa cosa la voglio fermare. Poi non so se sarà in grado di farlo, perché in un'economia di mercato non è che un governo prende e ferma l'inflazione così, bisogna fare tutta una serie di politiche e non è detto comunque che ci si riesca. Sicuramente anche in Italia abbiamo avuto il problema inflazione in questi ultimi anni, non da poco, e altrettanto come negli Stati Uniti il nostro governo ha pochissime armi per controbattere questa problematica. Si possono fare delle politiche, diciamo, fiscali, e queste possono essere utili naturalmente su breve termine, perché non è che si può togliere le tasse
a lungo termine, altrimenti poi mancano i denari per pagare le pensioni o la sanità. Si possono fare delle politiche per dare una spinta alla spesa pubblica, quindi grandi opere, cercare di dare spinta pubblica, e in quel caso lì si creano posti di lavoro e quindi PIL e quindi crescita, eccetera eccetera. Ma io dico sempre che la cosa migliore che può fare qualunque governo in Italia è sparire, fare meno cose possibili. La cosa migliore, la cosa più importante che dovrebbe fare un governo, soprattutto per il nord Italia, è sburocratizzare, toglierci dalle scatole le montagne di carte, di balzelli, di documenti, quella roba lì ci serve, perché dopo a far andare bene le industrie e quindi a fare crescita, a fare posti di lavoro, a fare ci pensiamo noi. Ma Piregato, questo si sentiva anche, vi ricordate, con la Lega, e l'ho detto anche l'altro giorno, la scorsa settimana, ecco, col ministro Calderoli, che è ancora là, che si doveva fare sburocratizzare, semplificare. Eppure nessuno è riuscito a fare questo, ma allora non si vuole fare, non si ascolta, oppure serve a qualcuno per fermare il paese? Perché è questo che mi domando, perché è anni che diciamo che dobbiamo sburocratizzare, semplificare, perché veramente abbiamo un elefante al piede che ci impedisce anche di spostare una penna. Ma chi ha fatto questo sistema, Piregato? Non di sicuro l'operaio, non di sicuro l'artigiano. Eppure non se ne viene fuori, sempre di più. Adesso hanno colpito anche il mondo del volontariato con la burocrazia, che molti se ne sono andati, perché se devo fare volontariato e pagare il commercialista e un avvocato sto anche a casa. Prego Piregato, poi sentiamo Vendrame. Allora, quello che ha causato la burocratizzazione del nostro sistema è l'eccesso di garanzie e l'eccesso di leggi, le due cose sono legate. Naturalmente, perché quando c'è qualcuno che dice facciamo questa procedura, facciamo questa carta, così siamo tranquilli, quella è la burocrazia. Quello è il sistema per cui bisogna per forza fare delle cose, perdere del tempo, perché sono tutte situazioni non di sostanza, ok? Pensate quante volte avete firmato un modulo per la privacy, o quante volte avete scritto il vostro nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, quante volte l'avete fatto nella vita, magari a mano, su un foglio. Ecco, questa roba qui è l'eccesso di leggi, di legislazione, di garanzie. Quando Calderoli bruciò gli scatoloni alle spalle, era una buffonata, perché nei fatti non stava succedendo un bel niente. Allora, perché non si fa o perché si dovrebbe fare? Perché c'è dietro, alle spalle, un sistema ormai incancrenito di decenni, di un sistema di persone che vive, lavora e prolifera sulla base di tutto questo. Sì, però Piregato, questo paese non può continuare a pagare i burocrati e non pagare l'operaio, la gente che veramente lavora. Non ne possiamo più, non ne possiamo più. Abbiamo Daniela da Novara, poi andiamo in pubblicità. Vai Daniela, veloce. Daniela? Sì? Prego. Pronto? Ciao Mirella, sono una mamma di Novara, provincia di Verona. Io ho una ragazza con una malattia rara. Purtroppo in questi ultimi mesi è 20 anni che prendo un farmaco. Costa niente, Mirella, costa 2 euro. Però è un beta bloccante, un farmaco salvavita. E ora mi dicono in tutte le farmacie della zona, limitrofe, le faccio tutte, che non si produce, che non lo producono più. È successo ancora che farmaci di vario tipo protettori per lo stomaco, sono stati assenti 5-6 mesi, però dopo li hanno rimessi con lo stesso prezzo. Questo poverino costa proprio niente, però è un farmaco salvavita. Il mio problema, oltre a dire si trova contingentato, andiamo avanti 10 giorni, con 10 giorni ho chiamato pure il cardiologo, ha mandato tutte faccine con le lacrime, perché dice vediamo cosa possiamo fare, chiamiamo aiuto al mondo. Cioè, parlerò anche col mio sindaco, manderà un'email a Zaia, non so, alla Lanzarin, perché purtroppo, faccio un esempio, se uno ha mal di testa, tachipirina, gommi alla tachipirina, posso prendere la Novalgina, posso prendere, che ne so, altre. Questo è un farmaco salvavita. Andiamo a correggere
un ritmo alla sindrome del cutilungo, per farle capire, lei non è un medico, io sono diventata a forza di andare per gli ospedali, nei grandi ospedali, e dire: cos'è questa? Signora, la morte di Morosini, la morte di Astori avevano un'aritmia genetica, il ritmo del cuore difettoso, e non possiamo dare un farmaco così. La ragazza deve essere ricoverata, perché non è una cosa di poco conto. Mi ha fatto un arresto cardiaco il 1° settembre e un altro l'ha fatto 3 anni fa dopo i 3 vaccini obbligatori con la febbre a 40. Vabbè, vi abbiamo detto, ci sta, il vaccino dobbiamo farlo. È successo così, lei ha impiantato un defibrillatore e pacemaker. Per fortuna il defibrillatore ha agito, quindi ho la ragazza viva. E ancora il 1° settembre, bravissimi Legnago, me l'hanno soccorsa, rianimazione, però trovare adesso, dire il farmaco non c'è più, mi può anche capire. Grazie, grazie, hai fatto bene Daniela a chiamare, un grande abbraccio da tutti noi. Capite cosa vuol dire per queste famiglie quello che ho detto prima? Solo provando si capisce veramente quanto dolore c'è anche nella nostra comunità, che non riescono ad avere risposte, perché nessuno spiega com'è possibile sentire questa mamma. Avete sentito il nodo alla gola? Perché lei sa cosa sta provando, lei sa la disperazione se non trovo quel farmaco. Pubblicità. Danilo Vendrame, presidente Autotrasporti Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, con Valente Chieregatto, manager. Allora, si parlava prima adesso con Danilo Vendrame, vorrei sentire anche Chieregatto, però prima Vendrame, perché io penso, l'altro giorno sono passato in una strada molto importante e c'erano i cartelli enormi, cercasi autisti. Ma allora io a questo punto penso, non sarebbe da rivedere anche le scuole guida, le agenzie, nel senso che io quando faccio la patente, ma perché non posso imparare anche a guidare automaticamente anche il camion, il furgone, il motorino? Cioè faccio una patente unica che un domani mi può anche servire, ma perché devo pagare 8.000 euro, come diceva, che mi spiegava Vendrame, per avere la patente per guidare un camion? Parliamo semplice così a casa capiscono, 8.000 euro. Capite che c'è qualcosa che non torna? Cioè se la macchina si ferma è inutile che mi fai studiare il motore, perché la macchina non che fa niente, chiamo il meccanico, la lascio lei anche il cambio, penso, non sé, cioè capite che c'è qualcosa che non va in questo paese, che è bloccato, il mondo va avanti, andiamo nella luna schiacciando bottoni. Cioè, Vendrame, i ragazzi sono più svegli di quello che pensiamo. Possiamo imparare forse anche a guidare non solo la macchina ma anche qualcos'altro quando facciamo la scuola guida, in maniera che così abbiamo anche le persone che magari possono diventare anche autisti, che tanti che piace anche ancora guidare questi automezzi. Una volta si faceva quando andavano al militare, mi diceva qualcuno, wow, al militare imparavo a guidare anche il camion, perfetto, cioè adesso prego Vendrame, no, perché anche qua cercasi autisti, sì, adesso, perfetto. Ma è tutta la manodopera che viene a mancare, la manodopera diciamo piatta. È ovvio che se un giovane va a studiare fino a 20 anni, le aspettative è di fare il capo, di fare qualcosa in ufficio. Dobbiamo cambiare questo sistema di vedere. Innanzitutto contingente, adesso abbiamo tutte quelle fabbriche che sono in crisi, 300 esuberi di qua, 400 esuberi di là. Cerchiamo di ricollocare questi, cerchiamo di dare la possibilità di scegliere tra una rosa di possibili impegni, quello del signore metalmeccanico, quello nostro autista. Vuoi fare l'autista? Bene, io Stato, invece di mantenerti un anno in cassa integrazione, ti do la possibilità di fare le patenti e sappiamo che una volta fatte le patenti il posto di lavoro lo trovi subito. Ecco che allora cambia il sistema per il mondo, per il sistema paese che spende meno, e cambia il discorso per quell'operaio che avrà una dignità avendo un lavoro, ha una dignità propria, ha una dignità di poter mantenere la famiglia. Cassa integrazione metalmeccanica o qualche altro, ma noi l'abbiamo un po' più alta, ma
sono 1.000 euro, 1.000 euro, non mantieni la famiglia, vai a fare l'autista, minimo ne prendi 1.700, 1.800, sì ma vai a lavorare, ovvio, niente sì, per niente. Ma se devo spendere 8.000 euro per farmi la patente del cambio, ti capisci anche no? Se me Prego Stato... Chieregatto, corriamo perché il tempo è veloce e corre, prego Chieregatto. I problemi sono sempre quelli di cui abbiamo già parlato anche con te Mirella. Noi abbiamo un problema demografico gigantesco. Vi ricordo che l'anno scorso in Italia sono nate 380.000 nuovi bimbi, mentre nel 1960 ne sono nati 900.000. Quindi mancano le persone, molto banale, e cominciano a mancare in tanti settori. Io faccio sempre l'esempio della ristorazione, dove evidentemente mancano persone. Già a Rimini sono disperati già da 4-5 anni, anche a Jesolo, e questo perché naturalmente non ci sono le persone. Dall'altra parte però le stesse persone che lamentano il fatto che manchino persone, manca la manodopera soprattutto di base, sono gli stessi che si scagliano contro l'immigrazione. Allora, io voglio chiarire bene una cosa: l'immigrazione clandestina non va bene, è una cosa terribile e deve essere fermata immediatamente, ma io non sto parlando di questo, io sto parlando del fatto che il nostro paese e l'Europa tutta dovrebbe cominciare a pensare a un altro sistema per cui le persone che vengono da altri paesi devono essere integrate nei nostri paesi, Italia, Francia, Germania. Per la verità la Francia, la Germania e l'Inghilterra lo fanno molto più di noi, anche questa è una cosa che in Italia non viene mai considerata. E sto parlando di immigrazione soprattutto dai paesi affini, quindi dal Sud America, dai paesi nostri confinanti, come per esempio i paesi dell'ex Jugoslavia, e dall'Asia, dall'Africa, da ogni parte del mondo, ma cominciare dai paesi affini. Allora noi abbiamo in ogni famiglia, in ogni nostra famiglia, ci sono parenti in Argentina, in Brasile, in Colombia, in Perù, in Venezuela. Io per esempio ho dei parenti in Venezuela. Allora, si comincia da lì, si comincia da quei contatti e si cerca di portare qui le persone che possano occupare i posti di lavoro che, ve lo dico molto banalmente, sono vuoti. Ed è vero che ci vuole di mezzo una formazione, benissimo, ma se non ci sono le persone, chi cavolo formo? Sentiamo Vendrame. Li formiamo a casa loro, formiamo delle scuole, mandiamo giù, anche specialmente nei paesi africani, mandiamo giù delle delegazioni nostre e li formiamo a casa sua. Quando vengono qua non stanno in giro per strada, quando vengono qua hanno già una formazione e possono essere assunti immediatamente. Allora se sono assunti hanno la possibilità di avere una casa, hanno il lavoro, hanno una casa, hanno la possibilità di chiamare la famiglia o di farsi una famiglia. Ma se questo non succede, per i primi mesi abbiamo delle persone per strada e non va bene, perché le accomuniamo tutti a quelli illegali. No, dobbiamo portare delle persone. Ci deve essere un progetto, ma mi sembra che la Germania già lo faccia, un progetto di prepararli a casa loro. Una volta preparati, che vengono su, nel mio caso, hanno la patente, sanno guidare il camion, in un mese e mezzo, 2 mesi di affiancamento con un autista imparano a guidare sulle strade italiane, imparano a fare i carichi come serve all'azienda. Ma allora io, imprenditore, lo assumo subito uno di questi che ha già una formazione di base e dopo può darmi dei risultati. Certamente il più difficile è che gli faccia fare le patenti, spenda dei soldi, dopodiché vedo che non è adatto a fare il lavoro e pertanto non può rimanere in azienda. Ma se la formazione viene fatta, sto parlando di autista, ma potrebbero essere i tornitori, potrebbero essere i metalmeccanici, potrebbero essere tante persone che formate a casa loro, quando vengono qui possono immediatamente essere assunte da un'azienda senza avere particolari remore su da dove vengono. E come li formiamo che non hanno neanche gli occhi da piangere in certi paesi dove vivono? Ma mandiamo giù i fondi, ma tanto sì, che avevamo in Italia, dovremo pur pagare. Io ho parlato con i Medici Senza Frontiere l'altro giorno, ho parlato con i medici del QAM e mi hanno detto: ma guarda Mirella, che c'è una parte di Africa che voi non riuscite neanche a capire come vivono, cioè ma ci rendiamo conto che è facile a parlare qui, formiamo lì, ma dove formiamo, come formiamo? Mandiamo giù i nostri, mandiamo giù da qua. Formiamo? Chieregatto, prego. Sì, ci sono dei posti nel mondo che non hanno neanche l'anagrafe e questo è uno dei motivi principali per cui certe persone poi fanno questi viaggi disperati.
perché semplicemente non hanno la carta d'identità, non hanno il documento e quindi è difficile riuscire a fare anche un passaporto, una carta d'identità, una carta d'imbarco per un aereo. Ma io continuo e sempre, ma tanto lo so che è inutile o quasi inutile, continuo a battere il chiodo sul fatto che tutti sono concentrati sempre sull'Africa, come se ci fosse solo l'Africa. Allora, il mondo è grande, noi dobbiamo portare qui persone dal Sud America, dai paesi dell'ex Jugoslavia, dai paesi dell'ex blocco sovietico, quindi l'Ungheria, la Romania, che tra l'altro sono anche l'Unione Europea e non sarebbe neanche così complicato far arrivare qua persone da lì perché c'è la libera circolazione. E questo tipo di paesi, da questi paesi, dopo anche dall'India, anche dalla Cina, anche da Bangladesh, anche dalla Thailandia e anche dall'Africa, se Dio vuole, ma il fatto è che tutti sono sempre concentrati sui barconi e sul fatto che arrivino delle persone delinquenti e che facciano dei disastri. No, ma dopo tanto arrivano Chieregato, perché basta vedere cosa hanno fatto dal DHL, sono arrivate con una banda in 7-10, hanno messo a fuoco e fiamme un paese intero nel silenzio assoluto di tutti e hanno fatto di tutto e di più e di chissà, hanno portato via di tutto e di più e tutto non siamo riusciti a fermarli, non li abbiamo neppure visti. Questi hanno messo a suo quadro un paese, hanno bloccato le autostrade, le strade, ma ci rendiamo conto? E poi continuiamo a guardare, come dice Chieregato, il barcone che arriva e questi arriva quei bande e arrivano a casa in 3 ore e ciao. Ma capite che c'è qualcosa che non gira? E Vendrame, perché bisogna anche dire questa storia qua, attento all'uomo nero, arriva l'uomo bianco da che altra parte nel silenzio totale, aperto dappertutto e porta via tutto e ritorna a casa e vende milioni e milioni. Avete visto cosa hanno fatto, no? A fuoco e fiamme le strade. Nel nostro settore i paesi dell'est sono già saturi, cioè quelli che volevano venire sono già venuti, anzi sono in carenza di autisti loro. Se parliamo di rumeni, di albanesi, sono già in carenza loro e vanno più in là nei paesi russi a prendere loro la manodopera, quindi è impossibile che ne venga qua degli altri. Il discorso che volevo dire del discorso della formazione, dove sono loro, si manda giù da qua chi deve fare formazione, i mezzi per fare formazione. Certamente non costerà moltissimo mantenere i ragazzi 6 mesi, 1 anno perché riescano a essere formati. Dopodiché allora vengono, ma ripeto, avranno una loro dignità nel momento in cui sbarcano in Italia, perché avranno il loro posto di lavoro, potranno trovarsi una casa, potranno avere, non dico la cittadinanza, ma potranno avere quello che hanno gli altri italiani. Allora, io sarei propenso per questo tipo di lavoro. Dopodiché abbiamo tante situazioni che vediamo in giro, che vediamo tutti i giorni, quelle delle ditte un po' decotte, delle ditte decotte che vogliamo tenere su con i paletti per riuscire ad andare avanti. Queste qua che ti dicono hanno 400, 500, 600 esuberi o 1000 come è successo l'altro giorno, 1000 esuberi qua a Rovigo. Ma allora 1000 esuberi questi esuberi cerchiamo di ricollocarli in base uno sforzo anche degli imprenditori. Se quello che si fa a patente, ok, diamo lo Stato, qua ci vuole anche un po' il sindacato che dia una mano. Ti diamo 3 possibilità: vuoi fare metalmeccanica, vuoi fare l'autista, vuoi fare l'elettricista. Questa è la rosa di posti che abbiamo disponibili, noi ti diamo 3, 4, 5 mesi, quello che serve di formazione, e tu vieni ricollocato in queste aziende. Molto chiaro, Vendrame. Allora io volevo fare l'ultima domanda a Chieregato e anche a Vendrame. Adesso ci sono le fabbriche degli automobili in crisi, compresa la Germania che era il numero 1. Cosa succederà? Auto elettrica, si sente in giro, si vedono solo macchine nuove, non sembra che ci sia tutta voglia di cambiare macchine, guardate cosa c'è in giro. Cosa sta succedendo, Chieregato? E dove vogliono spingere, dove vogliono arrivare? Prego. Chieregato? In questo senso si vede perché c'è stato... Mi senti? Sì.
Ecco, hai sentito le macchine elettriche? Sì. Pronto? Sì, allora adesso non so se si vede bene perché c'è stato un piccolo problema. Sì. Il problema delle macchine elettriche, queste fabbriche in crisi, compresa la Germania. Sì, mi sentite? Sì, sento, parla però. Ah, scusa, non avevo capito. Allora, la faccenda delle macchine elettriche è una cosa che è sempre molto divisiva e purtroppo su questo si fa sempre fatica a fare un discorso un pochino costruttivo. Allora, l'industria mondiale dell'automobile si sta portando verso quello, perché molto banalmente è quello su cui tutte le industrie automobilistiche stanno facendo ricerca e sviluppo. Dopodiché sarà giusto, sarà sbagliato, io questo non lo so perché non sono in questo settore, ma di sicuro vedo che tutti fanno ricerca e sviluppo verso quella direzione e credo quindi che siccome tutto il mondo sta andando verso una certa idea di mobilità elettrica, credo che questo sia una buona idea per il nostro futuro. Dopodiché ci sarà il passaggio con l'ibrida, ci sarà il 2035 che verrà prorogato al 2040 o forse anche oltre, ci sarà quello che ci sarà. Di sicuro bisogna cercare prima di tutto di trovare soluzioni per una mobilità più sostenibile e sicuramente l'auto elettrica è una buona soluzione a lungo termine e sicuramente bisogna cercare di produrre quella stessa energia elettrica che poi va ad alimentare le automobili, non certamente con le centrali termoelettriche, perché sennò è il gatto che si morde la coda, fabbrichiamo energia elettrica bruciando gas e carbone per alimentare le macchine elettriche ed è un gatto che si morde la coda. Però attenzione, anche se fabbrichiamo energia elettrica col gas nelle centrali, in ogni caso si inquina meno rispetto a una macchina termica che deve spostare 1500 kg con la benzina a bordo. È in ogni caso più conveniente e più virtuoso per l'ambiente e anche più conveniente per le tasche delle persone, tra l'altro. E anche questo qui è un fattore determinante. Io penso che lo switch, cioè il momento in cui cambierà tutto, sarà quando le auto elettriche cominceranno a costare un po' meno. Sì, appunto, perché quei stipendi che abbiamo non penso che in molti possano permettersi, perciò sarà molto a lungo termine, a mio avviso, che è legato, perché i problemi degli italiani sono altri, non è di sicuro la macchina elettrica, perché veramente non ce la fanno più. Salutiamo e ringraziamo Valente Chieregato Mendes di essere stato con noi. Grazie a tutti, grazie Mirella. Grazie Chieregato, sentiamo come ci saluta Danilo Vendrame. Faccio solo un'aggiunta. Il parco circolante di veicoli pesanti ha una media di 15 anni circa e non ci sono camion elettrici ancora che possano essere di serie, quindi per cambiarli tutti minimo ci vogliono 15 anni, quindi il 2035 è assurdo. Non sarà neanche il 2040, forse potremo parlarne nel 2050, adesso sembra che la Cina stiano facendo delle nuove batterie con dei nuovi prodotti, vedremo cosa succede, certamente a oggi questa cosa non succederà. 20 anni fa a un convegno con manager della Fiat che era responsabile di tutta Europa e Nord America, cioè un tipo piuttosto importante, diceva dobbiamo passare al metano. Quando sono intervenuto ho detto grossi motori a metano per i camion ancora non ne vedo, quindi dovremo aspettare una ventina d'anni per vedere qualche transizione. A fine della riunione è venuto da me e mi ha detto sì, noi dobbiamo dire una cosa, ma lei ha ragione, ci dobbiamo pensare col tempo. Adesso cominciamo a vedere qualche camion a metano, e anzi abbastanza, che riescono ad andare. Chi vivrà vedrà, diciamo così. La politica è molto lunga. Io vorrei di nuovo portare il discorso sull'occupazione. Dobbiamo risolvere questo discorso di occupazione, dobbiamo risolvere il discorso che una persona deve avere al mattino, deve avere voglia di andare a lavorare perché sa che con il suo stipendio riesce a mantenere la sua famiglia. Allora bisogna che riusciamo a rimodernare, a rimodulare le cose con
un occhio al futuro e non sempre al passato. Grazie anche a Danilo Vendrame, Presidente Autotrasporti Confartigianato Imprese Marca Trevigiano, è stato con noi. Grazie, pubblicità. Altri graditissimi ospiti, abbiamo in presenza Laura Rossi, consigliera area comunicazione ufficio stampa Confapi, assieme a Alessandro Zanon, che voi già conoscete, che è già venuto, che ringrazio di essere qui. Parleremo di lavoro, di cosa fa la Confapi, gli obiettivi che si è proprio promessa di arrivare, di aggiungere e raggiungere, perché abbiamo bisogno anche di centrare gli obiettivi, se no parole. E saluto anche, vediamo, eccola qua, è collegata con noi anche Irina Sciaparava, attivista, segretaria associazione Famiglia Arcobaleno in Veneto. Noi non ci facciamo mancare mai niente, Irina, vogliamo sapere anche com'è la situazione, perché i problemi sono tanti e non sono pochi. Allora partiremo proprio con Laura Rossi per spiegare cosa fa e chi è la Confapi, perché magari chi non lo sa. Prego Rossi. Sì, allora Confapi Donne è un'associazione, un gruppo di imprenditrici sul territorio della piccola e media impresa e è formato appunto da socie, titolari d'azienda, legali rappresentanti di aziende che sono associate a Confapi Treviso. E il gruppo che rappresento, che è quello appunto di Treviso, è di recente costituzione perché è nato a luglio e ci diamo come obiettivo cosa? Quello di puntare a valorizzare il ruolo e l'immagine della donna imprenditrice, a supportarla nella propria crescita professionale, valorizzando quelle che sono le specificità, diciamo, della donna in quanto tale e ci attiviamo con tutta una serie di percorsi formativi, eventi proprio per supportare la parità di genere e diciamo la conciliazione della vita privata e della vita lavorativa delle donne che rappresentiamo. Allora, prima di dare la parola a Alessandro Zanon, vorrei sentire invece Irina Sciaparova, perché anche lei donna, mamma, lavoratrice, e c'è qualcosa che non torna per noi donne che siamo anche mamme, anche lavoratrici. Cioè dobbiamo farci in 10, soprattutto con stipendi ancora adesso diversi da quelli degli uomini, nonostante facciamo lo stesso lavoro, però qualcuno sta zitto, ne parla pochissimo perché va bene così. Però sentiamo anche cosa ne pensa Irina Sciaparova, poi sentiamo anche di cosa si occupa e che appunto cosa stiamo vedendo, ma soprattutto cosa succede a questi bambini meravigliosi. Prego Irina, quello che ha detto Rossi. Buongiorno Mirella e buongiorno telespettatori e telespettatrici. Allora, la parità di genere esiste probabilmente anche sulla carta, però in realtà effettivamente manca e come madre, come attivista e anche come una partita IVA posso affermare con serenità che le difficoltà che affronta una madre che lavora sono tantissimi, e quando lo Stato ci mette la manina anche sul diritto e i riconoscimenti dei bambini nati per esempio nelle famiglie nostre composte da due madri, le difficoltà duplicano ovviamente. Però noi siamo qui per attivarsi e combattere il sistema, per combattere i diritti, per difenderci, per difendere le nostre famiglie e per andare avanti stringendo i denti e non mollando mai. Senti Irina, io sono curiosa di una cosa. Allora, fino a poco tempo fa il problema non esisteva. Cioè, uno era libero, si muoveva in base a quello che lui pensava e cercava di fare famiglie con chi voleva, nel silenzio assoluto. All'improvviso, quei problemi che ha questo paese, io mi domando se era il caso di accentrare tutta l'attenzione su questi temi, mettendo in confusione chiunque, perché non si conoscevano, non sapevamo chi ha torto, chi ha ragione, è giusto, è sbagliato. E allora
tutta l'attenzione si è concentrata su qualcosa che le persone non conoscono. Però cosa ho sentito io? Che quando voi venite ospiti e raccontate la vostra storia, siamo due mamme, abbiamo i bambini, viviamo in un paese accolte benissimo, anzi abbiamo fatto amicizia con i paesani, con le persone che vivono vicino a noi nei condomini, non c'è nessun problema. Allora io mi domando qual è il problema. No, perché se qualcuno ci spiega qual è il problema, forse riesco anche a capirlo. Il problema è che bisogna togliere l'attenzione su quelle che sono le necessità del paese, ad esempio il lavoro femminile, investimento sulla famiglia, le cose che veramente servono, la scuola, per spostarlo da un'altra parte dove regna la confusione sovrana. Rossi, poi sentiamo anche Alessandro Zanon. Allora, sicuramente il tema della famiglia è un tema che sicuramente necessita di risorse, necessita di investimento a prescindere, diciamo, dal tipo di famiglia, no? Nel senso che le difficoltà che citava Irina sono oggettive. Io stessa sono mamma di 3 figli, sono libera professionista, quindi conosco bene le difficoltà quotidiane che una donna che lavora incontra. Sicuramente siamo in un paese che non aiuta questa conciliazione e parliamo del problema appunto delle strutture che mancano, dei nidi che costano. Non ci dimentichiamo che non siamo più famiglie, diciamo, che vivono in un contesto allargato, per cui la giovane famiglia è automaticamente aiutata da una serie di familiari a supporto. Spesso le famiglie di oggi sono famiglie comunque isolate, sono famiglie comunque dove, non dimentichiamoci, tante volte il 20% delle donne decide di abbandonare il lavoro nel momento in cui ha il primo figlio e credo che sia qualcosa di cui tenere molto in considerazione. A volte la donna è ancora oggi nel 2024 davanti a un bivio: investo sul lavoro, investo sulla famiglia, e mi sento di dire che a volte è il contesto culturale, sociale, ma è anche l'entourage familiare delle persone più vicine che magari determinate scelte non le condivide, se una donna ad esempio ritiene di investire anche sulla propria carriera. E quindi noi come Confapi Donne puntiamo tantissimo a questo. Abbiamo organizzato lo scorso ottobre un workshop proprio sul tema del rientro al lavoro, diciamo, della donna, e in cui sono emerse tantissimi spunti interessanti, non ultimo il fatto che appunto la probabilità di abbandonare il posto di lavoro per una donna aumenta del 18% dopo il primo figlio, e anche le donne che rimangono comunque nel mondo del lavoro subiscono automaticamente una riduzione di salario del 16%, quindi un dato non da considerare in merito a tutto il discorso anche salariale che verte intorno a questo tema. Per ultimo, io sono anche per lavoro nella consulenza finanziaria. Ricordiamoci che ci sono ancora situazioni in cui il tema finanziario è delegato all'uomo, al compagno, al marito, e che comunque tante donne non sono neanche economicamente indipendenti. Non hanno neppure il conto corrente. Non hanno, tante volte hanno solamente quello cointestato e quindi funziona così. Allora, siccome vedevo che Alessandro Zanon inghiottiva, Madonna, adesso io come mi introduco in questo labirinto che mi ha messo la Mirella, perché è giusto sapere, un giovane uomo, è un giovane impegnato in carriera, e come vede questa figura femminile. Io sono dell'idea che qualcosa sta cambiando, lo vedo con le nuove generazioni. Io ho molta fiducia nei giovani, io punto tantissimo sui giovani, io li ho anche il sabato, ho delle scuole intere che si collegano con noi, sono strafelici, e quello che dicono è: ascoltateci, perché noi dobbiamo parlare. Noi dobbiamo essere intrigati sui problemi del paese, vogliamo conoscerli. Ecco, forse
anche voi giovani uomini dovete fare questo, dovete far conoscere la realtà anche femminile, parlandone di più anche tra voi. Noi quando andiamo dal parrucchiere o fare la spesa, noi parliamo sempre di tutto, voi parlate solo di sport, quasi sempre, non dico tutti, ma quello che regna sovrano per voi è sapere la squadra vincente, il pilota numero 1. Non è il caso che anche voi iniziate ad aiutarci a vincere questa guerra, perché battaglie noi ne abbiamo fatto tante, sempre in prima linea. Irina è una dimostrazione, Laura Rossi è un'altra dimostrazione, mamma, ecco, che veramente moglie, donna, ecco, deve mettere insieme tante cose. Vi rendete conto che forse anche voi dovete andare in prima linea e fare le battaglie per noi? Perché noi non possiamo sempre farle da sole tra di noi, e iniziare a parlare di persone, non dividere uomini, donne, bambini. Noi dobbiamo parlare di persone. Prego Alessandro. Sì, allora sicuramente da questo punto di vista ci sono stati fatti tanti passi in avanti, credo, negli ultimi anni, anche a causa di episodi tragici, difficili di cronaca che poi hanno richiamato l'attenzione e una maturità diversa a partire dal mondo della scuola, dell'istruzione e della formazione. A tal proposito c'è anche da dire che ci sono state investite tante risorse pubbliche da parte europea, ad esempio nel nostro caso Regione Veneto, per progetti di formazione e di crescita che vanno verso la parità di genere da un punto di vista delle opportunità di lavoro piuttosto che nella questione economica finanziaria, come ricordato poco fa. Noi al nostro interno dell'organizzazione di rappresentanza della piccola e media industria privata, con il braccio operativo per la formazione Cap Industria e Servizi, in questi anni abbiamo messo in pratica e sono attualmente in essere tanti progetti formativi che vanno verso questa direzione, cioè con l'idea di portare della consapevolezza della formazione non solo per le donne imprenditrici ma per tutto il mondo imprenditoriale, perché la vera sfida è quella di fare in modo che non ci siano queste differenziazioni tra donna e uomo, ma se ne parli in modo articolato, perché poi l'impresa non ha distinzione di sesso, per cui l'obiettivo è quello di agevolare, fare in modo che tutte abbiano le stesse possibilità, appunto le stesse opportunità all'interno delle aziende, e ripeto, ci sono tante risorse pubbliche che vengono investite verso questa direzione. La capacità sta quella di tradurre queste risorse in progettualità concrete e utili, che poi, come si diceva prima, non siano solo parole, ma che siano poi fatti concreti. Noi i risultati comunque nel nostro piccolo li vediamo, perché abbiamo una partecipazione nutrita di imprenditrici, ma che poi va a innescarsi nel confronto, nella dialettica col mondo dell'impresa, quindi con il mondo maschile. In effetti è questo, Alessandro, perché se una donna è brava o un uomo è bravo, io non devo guardare la sua vita privata, Esatto. Quella è una cosa che appartiene a lui o a lei. Chiaro. Io devo vedere se ha la preparazione per fare questo tipo di lavoro, se è preparato, qual è il problema, perché accanire su temi veramente che in questo momento io penso dove questo paese è in grosse difficoltà. Guardate, io ve lo dico sempre perché io ho un emporio solidale dal 2010, perciò quest'anno facciamo 14 anni, e vedere famiglie con 2 stipendi che non ce la fanno e vengono a prendersi la borsa della spesa o chiedere i vestiti per i bambini, capite bene che dico qui c'è qualcosa che non va, perché veramente non è possibile che chi lavora non riesca più a sopravvivere, non è possibile. Noi continuiamo a pagare, per carità, con tutto il rispetto che posso avere, i burocrati, ma io vorrei anche che fosse pagato l'operaio, l'artigiano, la persona che veramente lavora e che non ce la fa, perché è facile dal pulpito di 10-12 mila euro dire siete voi la causa, avete fatto troppe ferie, troppe vacanze, avete 3 televisioni. Sì, perché tu quanti ne hai a casa? Oppure la nonna che viene detto non annaffiare i fiori perché spendi troppa acqua, poi facciamo gli attici con le piscine anche sopra e hanno le vasche da bagno che sono piscine. Capite che non ci sto, perché io tocco con mano qual è il problema, e sono persone per bene, sono le nostre famiglie. I poveri, come ho detto prima Alessandro, non sono i barboni di una volta, sono famiglie che con 2 stipendi non ce la fanno più, perché paga tu 500, 600, 800 euro di mutuo o di affitto, bollette,
bollette, fai la spesa, via. Ma come fanno? E tutti che predicano, hanno sbagliato i sindacati, ha sbagliato l'operaio, ha sbagliato l'artigiano, hanno sbagliato tutti, ma la politica non ha mai sbagliato? No, me lo chiedo io. Qualcuno avrà pur sbagliato, eravamo la quarta potenza mondiale, no? Se vi ricordate, quarta. Allora Irina, come commenti le parole di Rossi e anche di Zanon? Prego. Allora, parlando di famiglie, vorrei parlarvi della campagna che è partita proprio una settimana fa, fatta assieme con le associazioni della società civile, che si chiama Ritratti di famiglia. È partita online anche per le strade di Roma intanto, e la campagna restituisce al termine famiglia il suo significato più ampio, facendo riferimento alla realtà concreta con le persone, che le persone vivono, perché le famiglie sono tutte diverse, sono tante, fluide e d'elezione, e attraverso social network, le affissioni, anche le immagini in movimento, noi vogliamo rappresentare le relazioni plurali presenti nella nostra società. Infatti dicevi, Mirella, che il problema una volta non esisteva, nessuno ne parlava, adesso ne parlano tutti. In verità il problema è sempre esistito, poi quando le donne sono accorte di essere, permettetemi il virgolettato, un po' troppo rispetto all'uomo, quindi essere sottopagati, essere sottomessi, essere non considerati, e lì la società si è accorta che effettivamente le donne sono il traino della famiglia, sono il traino della società, e che noi in quanto donne dobbiamo essere sempre viste alla pari di tutti gli altri, ovviamente alla pari di uomini. Sentiamo Rossi come commenta le parole che Irina dice. Noi siamo riusciti a superare l'asticella e a dire siamo queste, siamo noi, stiamo facendo questo per tutti. Prego. Sì, sicuramente, come diceva poi anche Alessandro, passi avanti ne sono stati fatti, e insomma io stessa nella mia situazione in cui mi trovo oggi mi sento una privilegiata, nel senso che con tante difficoltà porto avanti un po' tutti e due gli ambiti. Sicuramente quello che deve cambiare, a prescindere, ripeto, come si diceva, dal contesto privato di ognuno, bisogna cominciare a parlare di capitale umano, no? E quindi di essere considerati anche nelle realtà aziendali che ci sono nel territorio, a prescindere appunto dalla provenienza, dall'estrazione sociale, dal sesso piuttosto che da altri aspetti, ma e questo come Confapi lo stiamo facendo, nel senso che stiamo cercando di sensibilizzare le aziende a ragionare sul capitale umano in questo senso. Sicuramente dobbiamo portare avanti un discorso, cioè è stato fatto ma c'è ancora tanto da fare, perché comunque sempre in quel workshop di cui facevo riferimento prima è emerso il tempo gratuito della cura, che ancora pesa sulla donna in maniera importante, perché su una donna lavoratrice il tempo della cura, dove c'è messo dentro tutto, famiglia, figli, genitori anziani eccetera, pesa per il 4 ore e 40 minuti, nell'uomo è 1 ora e 50 minuti, quindi ancora c'è da lavorare, e sicuramente ognuno può fare il suo per cambiare questa cosa qui. Ma il problema è proprio questo, Rossi, che le idee chiare le abbiamo, cioè non è che non abbiamo le idee chiare su quello che c'è e che vogliamo e che ci aspetterebbe di diritto. Il problema è che qualcuno non ascolta. Sente ma non ascolta, e noi ci ritroviamo che nella scala che stiamo salendo a un certo punto torniamo giù un'altra volta. Certo. Perché cambiano i governi, ormai abbiamo perso perfino il numero dei governi, perciò tutto quello che era stato fatto prima era sbagliato, dobbiamo ricominciare a rimboccarci le maniche un'altra volta, ma queste persone, queste donne non possono più aspettare, perché loro vogliono i diritti dovuti, lo dice la Costituzione. Cioè la Costituzione è chiara,
però c'è qualcosa che non va, Alessandro. Vediamo anche la locandina, anche per far capire cosa fa la Confapi, mettiamo anche la locandina, cioè ascoltare le necessità che sono urgenti, quello di ascoltare questa donna che chiede, guardate che ci sono anch'io, rispettatemi, fatemi lavorare seriamente però, con dignità, fatemi che riesca a fare anche la mamma però, fatemi fare anche questo, perché io sono anche una mamma. Prego Alessandro. Sì, allora sicuramente il susseguirsi di governi diversi non aiuta la progressiva crescita della consapevolezza su queste tematiche, anche se c'è da dire che negli ultimi anni dal punto di vista del sostegno alle politiche familiari sono stati fatti dei passi avanti importanti, non sufficienti evidentemente, perché si parte sempre da una consapevolezza culturale che è quella richiede degli sforzi maggiori, capillari e i cui risultati si vedono nel tempo a medio-lungo termine. Noi nel nostro piccolo cerchiamo appunto di portare avanti queste tematiche, lo facciamo per quanto è nostro possibile sfruttando, come dicevo prima, delle risorse pubbliche, tramutandole in progettualità concrete. Fermo Alessandro, perché vediamo anche la locandina, non a caso questa locandina proprio cade ad hoc, questa locandina. Ecco, spieghiamo questa locandina e cosa ci sarà. Allora lì abbiamo deciso di trattare una tematica specifica che è quella della violenza, ma non solo dal punto di vista fisico, quindi dell'uomo nei confronti della donna, ma quanto dal punto di vista anche psicologico, morale all'interno dei luoghi di lavoro. E lo facciamo non solo, come dice il sottotitolo, per quanto riguarda gli imprenditori, ma anche nei dipendenti. Quindi prendiamo l'impresa a 360 gradi, chiamando dei relatori esperti in materia, sentendo le voci di chi fa impresa e di chi lavora all'interno dell'impresa, oltre che delle istituzioni pubbliche. Infatti abbiamo chiamato anche rappresentanti della politica locale ed europea a parlarne. Quindi lo facciamo in un contesto plurale, a San Donà di Piave, gratuito, aperto, quindi al mondo dell'impresa, ma non solo, e lo facciamo proprio perché nei vari appuntamenti che abbiamo cerchiamo di trattare gli argomenti prendendo dei capitoli che poi tra di loro non vanno avanti a compartimenti stagni, ma sono strettamente connessi tra di loro. E quindi l'appuntamento è giovedì 14 questa settimana a San Donà di Piave, all'interno della sala parrocchiale San Giuseppe, e ci sono ancora dei posti disponibili per chi volesse partecipare. Molto importante. Allora, prima di sentire cosa ne pensa Irina, sentiamo anche Claudio da Marano Vicentino. Ciao Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Io a chi conosce ho visto l'Italia degli anni 90, degli anni 80 e ho visto l'Italia di adesso, che consiglio a chi conosce le lingue di emigrare magari in Canada, perché siamo passati, per esempio la Fiat, avevamo degli imprenditori come Giovanni Agnelli che trovò la Fiat che aveva circa 60.000 dipendenti, con l'indotto portò la Fiat a far lavorare 250.000 dipendenti. Questi erano gli imprenditori che avevamo, non parliamo anche di Olivetti eccetera, però adesso stiamo andando praticamente a passi a gigante, a marcia indietro, perché vedo che non c'è più, stiamo ritornando a quei numeri di lavoratori che avevamo nel 1800 e tenuti. Tra un po' verrà abolito anche il discorso delle 8 ore e ci troveremo come nel 1800 a lavorare 10 ore al giorno, perché c'è già chi lo fa comunque. Allora, siamo andati indietro 30 anni, dal 94 che arrivò Berlusconi a fare Presidente del Consiglio, alla Presidenza del Consiglio, in 30 anni siamo arrivati qua. Cioè da 250.000 persone impiegate in un'unica azienda a quello che vediamo adesso, che è l'ombra di quello che era Italia. Buona giornata signori. Grazie caro Claudio. Allora sentiamo adesso Irina. Irina, ecco, come commenti le parole di Rossi, di Zanoni e anche di quello che ha detto Claudio? Siamo tornati indietro invece che andare avanti. Prego Irina.
L'Italia lo conosco dal 92, l'ho conosciuta nel 92, quindi personalmente posso affermare che sì, siamo tornati indietro. Mentre riprendendo il discorso dell'eguaglianza, non possiamo parlare solo dell'eguaglianza tra i generi, quindi la parità del genere tra uomo e donna, ma dobbiamo, noi almeno come associazione, dobbiamo parlare anche soprattutto dell'eguaglianza. Hai la connessione che va e vieni, Irina Shaparava? Ci siamo? Non ti sento più, Irina. È caduta. Allora sentiamo Rossi come commenta le ultime parole di Irina, sono parole importanti, siamo tornati indietro e stiamo facendo delle battaglie importanti. Allora, siamo sicuramente noi in Confapi, ce lo diciamo sempre quando ci troviamo in Confapi Donne, noi non crediamo nell'opposizione all'uomo, ecco, quindi noi portiamo avanti le nostre battaglie consapevoli però che proprio dall'integrazione e dall'incrocio delle specificità di uomo e donna che potranno uscire diciamo dei progetti, degli ambienti anche di lavoro positivi, anche l'evento che insomma organizziamo e che è aperto anche agli uomini, quindi alle persone. Iniziamo a parlare alle persone. Ecco, qual è l'obiettivo ultimo? È di sensibilizzare su temi, su tematiche che possano consentire nelle nostre realtà aziendali di avere degli ambienti di lavoro sereni, inclusivi, dove ognuno come persona possa realizzarsi, possa portare avanti le proprie specificità e le proprie percorsi di carriera. Quindi ecco, il nostro siamo consapevoli di voler fare... Perché avete sentito che c'era il problema? Certo, cioè, parliamone. Perché a volte si tende a parlare di disparità di donna solamente quando i media magari ci mettono al corrente dell'ennesimo caso di femminicidio piuttosto che... Ma in realtà il lavoro che c'è da fare è un lavoro insieme, in squadra, per uscirne tutti vincenti poi alla fine, insomma. Sentiamo se è tornata Irina. Eccola qua, prego Irina, era caduta la linea. Chiedo scusa, stavo dicendo che parlando dell'eguaglianza non possiamo non parlare dell'eguaglianza anche nei diritti dei fanciulli e dell'infanzia. Quindi noi come l'associazione e io in prima persona da anni stiamo combattendo per vedere riconosciuti i diritti per tutti i bambini alla pari di qualunque altro bambino, ovvero il riconoscimento della loro realtà familiare nel caso di fanciulli nati nelle coppie di 2 donne oppure 2 uomini. Ricordiamoci che in questo momento non esiste una legge che riconosca i bambini nati nelle coppie omoaffettive, che le genitrici di Padova stanno aspettando l'udienza della Corte d'Appello di Venezia ormai da mesi e speriamo arrivi al più presto e speriamo che sia positiva, ovvero che riconosca effettivamente il certificato di nascita formato da sindaco di Padova. I futuri bambini delle coppie maschili avranno, se la legge Varchi entrerà in vigore e sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, anche lì entreremo in una zona grigia dove un qualcosa che è già vietato in Italia e mentre è regolamentato, parlo della gestazione per altri in altri paesi, sarà una zona dove anche i padri combatteranno per il riconoscimento del proprio figlio o la figlia. Molto chiara Irina, quello che però traspare è che c'è poca conoscenza. Tu lo sai che io cerco con questa trasmissione di mettere in evidenza i problemi che hanno il Paese anche a casa, perché tutti hanno il diritto di capire, di conoscere, poi ognuno fa le proprie riflessioni, però io vedo che c'è molto buon senso dalla parte delle persone, dei cittadini, loro capiscono, l'hai detto anche tu, l'hai detto qua, io vivo tranquillamente senza nessun problema, mi aiutano, ho vicini che mi aiutano, e i bambini sono normalissimi, non c'è nessun problema
Eppure c'è una parte della politica che invece ha cercato di mettere dei paletti dove che ne pagano le conseguenze sono i bambini, sono i più fragili, esatto. I più deboli, sono loro, perché voi siete guerriere, qual è il problema? Proprio problemi zero, c'è da combattere, combattiamo perché nasciamo così, non c'è niente da fare, anzi più paletti ci mettono e più voglia abbiamo di superarli. Il problema sono le fragilità. Questi bambini che sentono che c'è qualcosa che non va, perché i bambini capiscono tantissimo, da piccoli capiscono, io li vedo quando arrivano al banco solidale con le loro mamme, lo dicevo anche l'altro giorno, la tristezza, perché vivono la tristezza, non è che la tristezza un bambino la cancelli con un gioco, anzi non lo vogliono, dico prendi tesoro, che gioco vuoi, prendi. Non voglio niente, non lo voglio, sempre questi occhi bassi. Ecco, qui anche Giorgia Meloni, siccome ha detto sono Giorgia, sono mamma, sono una di voi, dovrebbe capire che devono dare la precedenza a queste creature che non possono difendersi. Loro non possono difendersi, siamo noi che dobbiamo difenderli, tutti assieme Alessandro, cercando ciascuno di far capire parte. che dobbiamo osare di più. Musk parla, però anche lui ha avuto un figlio così, eppure è venerato e osanato perché il dio denaro fa questo. Allora se ho tanti soldi posso permettermi di fare tutto, di dire tutto e sono veramente il dio in terra. Sono un morto di fame e là ti vengo addosso. È così o non è così, Alessandro? Certo, l'esempio migliore è sempre poi quello della realtà dei fatti, della concretezza e non delle parole, no? Quindi ciò che si può fare, in questo caso per la parte politica, ma non solo, è quello di mettere in atto delle azioni concrete che portano dei risultati anche a medio e lungo periodo, al di là degli slogan ad effetto, che serve a creare anche una contrapposizione, una lotta tra bande che non serve a nessuno al fine della risoluzione di queste criticità. Quindi la cosa migliore è quella di testimoniare le azioni concrete e non appunto, come si diceva prima, con la buttata del momento, lo slogan che serve nella migliore ipotesi dei casi a raccogliere consenso nell'immediato senza però poi pensare a quelle che sono le reali ricadute nei confronti di cui queste criticità le vive quotidianamente. Allora io l'altro giorno, Irina, lo dico anche a Rossi, ho avuto un forte diverbio ma molto acceso con un mio amico, il quale continuava a dire che quel chirurgo che era andato a prendere questo bambino con il suo compagno ha fatto una cosa incredibile, vergognosa. Io gli ho semplicemente ricordato che siccome io so tutto quasi di tutti, fortunatamente avendo in televisione, che lui è l'amante e che questa amante ha dei bambini. Allora gli ho detto, ma tu quando torni a casa da tua moglie, gli dici? Ai tuoi figli spieghi cosa fai tu? Ma no, rispondi, perché tu critichi una cosa che non conosci, che non sai. Tu non sai di cosa stai parlando e ti vergogni di dire quello che fai. Però ti ergi a giudice e condanni quell'uomo, quella donna, perché secondo te non sono i stili di vita che tu pretendi da loro, perché tu è questo lo stile di vita che tu... Ti prego Mirella, ma ti prego cosa? Ma allora non venire a parlare con me se non conosci questa cosa e avere anche ragione, perché veramente mi arrabbio forte, perché sei ignorante, non conosci. E ignorante non è un'offesa, vuol dire che non sai di cosa stai parlando. È così, Irina, o non è così che molti parlano senza neanche capire di cosa stanno parlando perché non conoscono? Ma ho letto, me l'ha detto il mio amico, ma la chiesa, il prete, la suora... Cioè, ma tu sai di cosa si sta parlando o non sai? Si conosce abbastanza, secondo te, Irina, e voi ce la state mettendo tutta. Anzi, facciamo vedere anche questo video che è molto importante di cosa stanno facendo per cercare di dare serenità a queste creature che ci sono, che non è che non ci siano, ci sono, vanno a scuola, vanno all'asilo, stanno crescendo. Andiamo a vedere queste famiglie arcobaleno, manifestazione utero in affitto.
La mobilitazione delle famiglie arcobaleno torna a Padova per protestare domenica contro la legge del governo Meloni che ha reso reato universale la maternità surrogata. Davanti a Palazzo Moroni si sono date appuntamento per domenica alle 11 le famiglie arcobaleno che dalla città del Santo in passato avevano più volte lanciato la loro protesta dopo che la procura l'anno scorso aveva invalidato la registrazione all'anagrafe dei bambini di coppie omogenitoriali composte da 2 mamme. Gestazione per altre e altri non è un reato né tantomeno universale. Migliaia di bambini nati nei paesi dove essa regolamentata e legale sentono già tutto il peso dell'omofobia istituzionale. Milioni di futuri bambini saranno privati dei diritti fondamentali dell'infanzia. Contro questa legge incostituzionale, eticamente vergognosa e giuridicamente insostenibile, scendiamo in piazza e aspettiamo tutti i veneti domenica 27 ottobre alle ore 11 davanti il comune. In piazza le famiglie arcobaleno vogliono ribadire che i loro figli e figlie sono il frutto di un percorso fatto d'amore, scelta, rispetto e autodeterminazione. Allora Irina, come commentiamo? Com'è andata questa giornata importante che avete cercato veramente di mettercela tutta per avere anche ragione e soprattutto proteggere questi bambini? Prego. La bellezza delle nostre famiglie sta nella visibilità. Infatti noi in piazza eravamo con i nostri figli e con le nostre figlie e noi siamo sempre in prima linea perché non possiamo nasconderci, non possiamo nascondere i nostri percorsi di genitorialità, quindi i nostri bambini vengono a sapere fin da tenerissima età, ovviamente con le parole studiate e adatte a ciascun anno età del bambino, vengono a sapere come sono venuti al mondo e il perché sono venuti al mondo. Questo lusso, possiamo dire anche un vantaggio, non hanno i bambini che nascono nelle famiglie composte da un padre e una madre, perché nel 99% dei casi la gestazione per altri è fatta dalle famiglie eterosessuali perché la donna non può per qualche motivo portare avanti una gravidanza e quindi è costretta a rivolgersi alla clinica. E voi in questo caso la donna neppure si adottare, sente... lo diciamo perché tanti non lo sanno. Assolutamente voi non no, potete adottare. assolutamente no. Né come nemmeno le persone single oppure le coppie non sposate. Possono adottare in Italia solo esclusivamente le coppie sposate formate da un uomo e una donna. Quindi in piazza, quando scendiamo noi facciamo vedere che noi esistiamo in primis, che noi non siamo degli alieni, che le persone che ci vedono possono venire anche a scambiare 2 chiacchiere. L'importante è che le persone si informino, leggono in qualsiasi fonte di informazione sia autorevole e che abbia le informazioni non sbagliate sulla gestazione per altri. E chiedo la gentilezza a Mirella di non utilizzare quell'orribile slogan del U in A, scusate, non lo voglio neanche ripetere, perché più lo diciamo più la gente hai ragione, associa Irina. la pratica di gestazione per altri con qualcosa. Hai ragione Irina, però purtroppo questo è il messaggio che è passato, Irina, questo è il messaggio che è passato. Allora andiamo a vedere adesso cosa fa anche la Confapi Treviso e poi ne parliamo, andiamo a sentire. Con API Industria Servizi abbiamo siglato un accordo con TIM per la digital transformation della piccola e media impresa. Abbiamo parlato di cloud, di sicurezza, di connettività, tutti i mezzi che servono per portare la digital transformation alla piccola e media impresa. Portare il digitale dentro le piccole e medie imprese, aiutarle ad entrare in mercati magari ad oggi ancora sconosciuti, cercare di cogliere le sfide del futuro, ovvero quelle del marketing digitale e dell'aiuto dell'intelligenza artificiale, ma anche difendersi da attacchi informatici ed essere sempre di più al servizio del cliente. Ecco che cosa fa API Industria. Digitalizzare vuol dire efficientare, vuol dire trovare
economie di scala e aiutare le PMI a essere competitive rispetto ai nostri competitor stranieri. Sicuramente anche i numerosi bandi di agevolazione che sono a disposizione per gli investimenti possono dare quel booster, quell'aiuto anche al piccolo per fare processi di cambiamento importanti. Le sfide che oggi le imprese del territorio devono affrontare sono molteplici e per questo servono strumenti e conoscenze che non sempre si possono avere. Per questo API Industria si mette a disposizione delle aziende che vogliono fare un cammino costruttivo insieme. Il nostro ruolo è quello di andare in visita alle nostre aziende associate, ma anche non solo associate che hanno delle esigenze, raccontare loro quali sono le opportunità in termini di digitalizzazione, portare loro delle soluzioni, proposte soluzioni casistiche che possono essere d'aiuto e trovare i bandi di agevolazione sia per fare l'acquisto della soluzione ma anche per formare i propri dipendenti, tutto in maniera finanziata. Allora, Alessandro Zanò, abbiamo sentito digitalizzare, chi ne ha più ne metta, ma bisogna anche investire per fare questo. Come siamo messi? Com'è la situazione? Perché abbiamo le imprese che sono in forte crisi. Prima abbiamo sentito Vendrame che ha parlato di un esubero di 1000 persone a Rovigo, cioè non è che sia così semplice. Ecco, è facile parlare, ma agire è un'altra cosa, investire. Sì, allora gli investimenti sicuramente, come ricordava il direttore poc'anzi, sono quelli di andare a recuperare le risorse dove ci sono, veicolando attraverso l'accesso a bandi e agevolazioni anche per le micro, piccole e medie imprese che spesso altrimenti senza l'aiuto di un'associazione di categoria sarebbero tagliate fuori, anche portando dei casi di successo e quindi facendo tra di loro dialogare chi già è all'interno di certi meccanismi, chi invece desidera approcciarsi, e quindi l'associazione si mette a disposizione per fare questo, oltre che l'investimento nelle persone, le persone che possono essere dipendenti qualora non siano all'interno delle aziende, ma anche chi disoccupato, inoccupato, ha la necessità di inserirsi all'interno del mondo del lavoro, partendo dal percorso scolastico oppure, se la crisi lo prevede, dagli esuberi delle aziende che, lo sappiamo in questo autunno ma anche nell'inverno prossimo venturo, in alcuni casi sappiamo essere la cassa integrazione attivata proprio perché il mondo dell'economia tedesca, essendo stato in crisi e essendolo tuttora, ha ricaduto anche alle nostre del nord-est, le nostre PMI ne stanno subendo. Anche perché parliamo di un'economia regina, cioè noi la Germania era sempre al vertice, al primo posto. Essendo noi molti terzisti e lavorando soprattutto nella questione automotive, dell'automobile eccetera, a favore della piccola industria tedesca, di conseguenza noi andiamo a subire quello che è il rallentamento evidente. La nostra capacità è quella di non lasciare indietro nessuno, di cercare delle soluzioni anche a questi esuberi e quelle aziende che vanno in crisi, non solo con gli strumenti messi a disposizione di sostegno al reddito, ma anche eventualmente per la riconversione di processi industriali a favore di altri settori che invece trainano e funzionano. Però a parole è sempre facile, Alessandro, però io mi collego con l'Africa, con l'Australia, col Canada e non ho nessun problema di connessione, mi collego col Montello e non riesco a collegarmi. No, perché dobbiamo anche per dirla tutta questa qua, Rossi, perché sembra che andiamo nella Luna tutti quanti, invece nella Luna ci arriva qualcuno e non tutti. Anche questo, iniziare anche a investire sulla nuova tecnologia che sappiamo che c'è, ma ci sono dei costi importanti, ma sono dei costi che mi permettono di arrivare a agevolare anche la mia azienda, o sbaglio, Rossi? No, sono investimenti, no? Sono, come spesso accade, si confonde un po' l'idea di costo con l'idea di investimento, così come il discorso appunto delle nuove tecnologie, delle intelligenze artificiali, sono ancora nuvole un po' così a livello concettuale che poi con difficoltà trovano applicazioni, diciamo, nella concretezza aziendale. Così come, ritorniamo a quello che si diceva prima, anche la formazione, su cui Confapi punta tantissimo, anche quella ha un costo, ma è un investimento, no? Esatto. Che poi può avere, diciamo,
ha dei ritorni importantissimi proprio nel fatto, adesso parlavamo del discorso femminile, quindi della consapevolezza, tante donne non sanno quali sono i loro diritti, le opportunità che magari ci sono, ma se non investiamo, se non investiamo, certo, investiamo in formazione, tutto rimane come tante tematiche come l'ESG, la sostenibilità, sono tutte tematiche che magari rimangono ancora molto rarefatte e che poi non trovano concretezza se uno non investe concretamente in queste cose. Allora andiamo a sentire cosa ha detto invece la Confapi per quanto riguarda il nucleare a Porto Marghera e poi lo commentiamo. Sia il nucleare a Porto Marghera perché intanto in Italia abbiamo un problema di approvvigionamento relativamente all'energia elettrica, il fabbisogno nazionale non è coperto ovviamente dalle fonti rinnovabili che pur nella loro positività hanno tutta una serie di problematiche di continuità. Anche Confapi Venezia si dice favorevole all'ipotesi del nucleare a Porto Marghera per una serie di motivazioni. Il nucleare è la soluzione ideale per un paese che aspira a rimanere la seconda potenza manifatturiera europea e in particolare per quanto riguarda l'area di Porto Marghera c'è tutto un tema di bonifiche relative a quello che la chimica ha lasciato a Porto Marghera, bonifiche che ormai da decenni attendono di essere effettuate e che la costruzione di una centrale nucleare senz'altro non procrastinerebbe più. Per Porto Marghera, continua Zecchinel, che vede nel sito importanti potenzialità di sviluppo, potrebbe essere un'occasione di ripartenza. Si aggiungerebbe tutta una serie di opere compensative che avrebbero delle ricadute importanti per un territorio come il nostro che purtroppo sta subendo una pesante deindustrializzazione. Allora, Giannu, io ho avuto un fisico a livello internazionale. Quando abbiamo parlato di questo tema nucleare a Marghera ha detto vada retro Satana per carità, ma non esiste proprio. Sto parlando di un fisico, perciò una persona competente, ripeto, a livello internazionale, ha detto abbiamo l'energia solare, dobbiamo puntare su quelle. Questa è l'alternativa. Il nucleare se ne parla, ma lasciate perdere che è meglio. Lei cosa ne pensa? Sì, allora come ricordava il Presidente poc'anzi, allora l'importante come premessa è quella di non trattare il tema in senso ideologico, quindi escludendo a priori questa soluzione. Sì le fonti rinnovabili, fotovoltaico, eolico e tutto quello che ci va dietro, ma non sono sufficienti. Questo non significa che non dobbiamo investire e continuare verso quella strada che tra l'altro l'Italia ben si comporta anche nei confronti degli altri paesi europei. Tuttavia il nucleare di nuova generazione è una strada che noi riteniamo che vada percorsa, come lo fa vicino a noi, non dimentichiamo la Francia e la Slovenia, per cui non è che nel caso in cui ci fossero degli incidenti come tutti vanno a pensare anche legittimamente, noi come paese ne rimarremo esclusi, dal momento che i nostri confinanti da anni investono verso quella direzione e la tecnologia sappiamo che ha fatto enormi passi in avanti anche in quel settore lì e noi non possiamo permetterci di non valutare quelle ipotesi. Per quanto riguarda l'area di Porto Marghera, come detto, lì sono necessarie e del punto di partenza delle bonifiche che per tutta una serie di motivazioni non solo dal punto di vista economico sono state procrastinate negli anni. Siamo arrivati a un livello in cui su quell'area bisogna intervenire, si è parlato di idrogeno, di altre soluzioni negli anni, ma fatto sta che ad oggi siamo ancora fermi ad una situazione in cui va sanato il vecchio. Questa potrebbe essere un'opportunità da cogliere, quella di dire bene, partiamo dallo stato dell'arte, il territorio va recuperato, prima si parte dalle bonifiche, in un secondo caso, secondo momento andiamo a intervenire con, questa è un'ipotesi ma non è di certo l'unica sul tavolo, con l'energia di tipo nucleare. E certo che i tempi della politica sono lunghissimi, ma questo ci conforta in questo caso. Sì, in questo ci conforta di in questo competitività non possiamo non trattare l'argomento facendo finta che sia un tabù di cui non ci sia l'urgenza per quanto riguarda la sostenibilità e la competitività delle nostre imprese, perché dal punto di vista energetico sappiamo che ad oggi non siamo competitivi.
Grazie anche a Alessandro Zanon. Adesso andiamo a sentire cosa ha detto invece Benciolini, mamme Arcobaleno. Andiamo a sentire, poi commentiamo con Irina Sciaparava. Il ministro dell'Interno Piantedosi ha deciso di opporsi in appello alla decisione del Tribunale di Padova che lo scorso 5 marzo aveva respinto i ricorsi della Procura che chiedeva l'annullamento delle registrazioni anagrafiche con il doppio cognome per i bambini figli di 2 mamme. Il Comune di Padova si costituirà in giudizio contro l'appello del Ministro dell'Interno. La Giunta ha dato il via libera. In questa fase noi ci costituiamo in giudizio, cioè decidiamo di avvalerci della possibilità di difenderci nel corso di questo ricorso in appello. Quindi questi saranno i prossimi passaggi. Il 10 di giugno ci sarà questa nuova udienza e il Comune ci sarà per portare ancora una volta le proprie ragioni. A Padova sono 35 i figli di coppie di mamme registrati dal 2017 dal sindaco Sergio Giordani. Nel certificato di nascita è stato registrato anche il cognome della mamma intenzionale. Le diverse sentenze dei vari tribunali in Italia confermano la necessità di una legge che regolamenti la questione tutelando i bambini e le bambine. Questa situazione ci conferma ancora una volta che quello che manca è una legge e che il fatto che ogni comune si comporti in modo diverso e ogni tribunale possa decidere delle cose diverse evidentemente non dà chiarezza e non dà fondamento al diritto di questi bambini e di queste bambine di avere un percorso sereno nella loro vita. Allora, Irina Sciaparava, cosa si aspetta nel 2025? E soprattutto una curiosità, anche la scuola, ecco, come vi accompagna questi bambini, questi ragazzi, queste ragazze, queste persone che stanno diventando adulte, ecco, cosa viene proposto? Ecco, è una scuola attenta anche a questi problemi, cosa vedete? Prego Irina. A dicembre noi aspettiamo, come dicevo prima, una sentenza positiva nei nostri confronti per terminare l'iter burocratico e l'iter legale nella battaglia per confermare le registrazioni fatte. Attualmente le registrazioni sono in vigore, ovviamente fino alla prova contraria, quindi tantissimi bambini hanno iniziato l'anno scolastico, il loro primo anno scolastico, con un grosso punto di domanda, perché se la sentenza sarà negativa il certificato di nascita verrà annullato per poi essere invitati i genitori a procedere con l'adozione in casi particolari, quindi a reintrodurre la stessa genitrice che ha perso inizialmente il potere da genitore. La scuola è pronta, come anche la società, quindi i nostri bambini non hanno alcun problema nel frequentarla, se non nelle famiglie dove uno dei 2 genitori non è riconosciuto. Quindi per ritirare il bambino dalla scuola è necessario il consenso del genitore legale. Serve una delega per portare il bambino o la bambina dal pediatra, idem. Per firmare nel caso di necessità estrema le cure salvavita serve sempre una sentenza del tribunale, oppure sempre la delega se non è presente il genitore legale. Quindi sono tutte piccole cose che nell'insieme possono sembrare troppo piccole, ma in verità sono molto gravi, perché un bambino ha 2 genitori, tutti i 2 genitori hanno pensato questo bambino e hanno creato questo progetto genitoriale ancora prima della nascita del figlio o figlia, e quindi negare la metà dei diritti nel 2025 è impensabile. Noi chiediamo ad alta voce la legge che, appunto, come diceva l'assessora Benciolini, manca. E questa legge deve arrivare, perché l'Italia è l'ultimo paese europeo senza, mentre tutti gli altri paesi europei ce l'hanno, il riconoscimento alla nascita. Noi speriamo e combattiamo. Grazie veramente, grazie Irina Sciaparava per queste battaglie che fate a nome per una società civile. Ecco, questo è quello che noi ci aspettiamo, di avere una società civile, visto che i problemi sono altri, credete alla Mirella. Di questo non se ne parla, non è questo il problema.
problema viene messo in evidenza perché qualcuno vuole deviare quelle che sono invece le priorità che ha questo Paese. E sono temi veramente incredibili perché riguardano soprattutto il lavoro, perché solo il lavoro dà la dignità alle persone, questo lavoro che non viene pagato adeguatamente, questa donna che deve ancora subire un'altra umiliazione, fare lo stesso lavoro e non essere retribuita alla stessa maniera e soprattutto inascoltata. Questa è la verità, siamo nel 2024, io non so quanti anni che lo dico, è tantissimi anni che faccio questa trasmissione, però vedo, cara Rossi, che le cose non cambiano, ce la stiamo mettendo tutta, ma questo è molto dura. Come ci saluta? Allora, intanto ringraziando di questa opportunità e rinnovando l'invito, insomma, in rappresentanza di Confapi Donne all'evento che appunto abbiamo in programma il 14 novembre e insomma ci auspichiamo che tutte le varie battaglie nel quotidiano poi possano continuare proprio in maniera tangibile e concreta, insomma. Specialmente essendo aiutate anche dalle persone, assolutamente, ecco, da questa figura maschile che è un po' troppo latitante, qualcosa si è fatto ma forse un passo in più non farebbe male. Come ci saluta Alessandro Zanon? Sì, ricordando appunto che in chiave ottimista è sempre quella di mettersi nelle condizioni di cogliere gli aspetti positivi che pur esistono e ci sono e cercando di far convogliare le energie positive verso la risoluzione dei problemi, quindi oltre che la denuncia delle criticità e delle difficoltà è quella di trovare poi delle soluzioni concrete attraverso l'ausilio di professionisti e, come nel nostro caso, un'associazione di categoria che ha all'interno tutte quelle capacità e competenze che possono aiutare ad affrontare i problemi per risolverli. Allora, l'ultima telefonata, poi salutiamo gli ospiti. Monica da Paese, vai Monica. Buongiorno a tutti quanti, buongiorno ai vostri ospiti. Allora, io volevo lanciare una spada a favore di queste famiglie arcobaleno, insomma, perché purtroppo qui in Veneto abbiamo un po' il paraocchi e non vogliamo sentire, non vogliamo vedere, però bisognerebbe essere un po' più, come si dice, un po' più guardare al di là perché questi bambini vogliono essere amati dalle loro madri, i loro padri ed è giusto che sia così. Io ho tanti amici, ho amici che hanno un orientamento sessuale diverso, ne ho tanti, sono delle persone meravigliose perché loro quando hai un problema, non solamente quando hai un problema loro ti aiutano sempre, almeno io ho chiesto, loro mi hanno aiutato quando erano nei momenti più brutti della mia vita e sono persone, una cosa ho notato, molto sensibili, molto comprensive e comunque bisogna sempre guardare al di là, avere una mente più aperta ed essere più comunque più informarsi e ascoltare anche queste persone qua, bisogna ascoltarle e capirle. Grazie Monica, ecco, questo mi conforta di quello che ho detto perché le persone a casa sanno fare 1+1, sanno capire, sanno ascoltare, poi dicono quello che pensano e penso che la voce di Monica per Irina Shaparava sia stata molto importante. Sono persone che cercano di capire soprattutto e di vedere ad ampio raggio quella che è la realtà di tutti i giorni. Abbiamo questi bambini, cerchiamo di farli crescere nel migliore dei modi perché Monica ha detto una cosa fondamentale. Cosa serve? L'amore. Non chiedono altro, solo questo. Grazie, pubblicità.
Avete visto che bellissimo posto vi ho fatto vedere? Cos'è il nostro Montello. Ne parleremo questa mattina con Levis Martin, direttore consorzio del Bosco del Montello, per capire questo patrimonio che abbiamo. Non abbiamo solo la foresta del Cansiglio, abbiamo anche il Bosco del Montello, che forse molti non conoscono nei particolari perché è anche molto vasto, e sentiamo anche cosa fa Levis Martin e cosa vuol dire essere direttore del consorzio del Bosco del Montello. Prego, direttore Martin. Mirella, intanto buongiorno a lei e a tutti i suoi telespettatori, la ringrazio per l'invito. Le immagini che avete appena visto sono proprio le immagini del podere Rive degli Angeli, ed è un podere di proprietà del consorzio del Bosco Montello. Per chi non ci conosce, il consorzio è costituito da 5 comuni, c'è Montebelluna che è il più grande, poi abbiamo Volpago, Giavera, Crocetta del Montello e Nervesa della Battaglia. Questi 5 comuni hanno una proprietà molto ampia, un podere di quasi 30 ettari sul Montello, che è frutto di un lascito di più di 100 anni fa, nel 1920, un filantropo aveva lasciato questo podere di appunto 30 ettari sul Montello ai 5 comuni, con l'obbligo che questo podere dovesse rimanere pubblico, un podere sperimentale. Infatti poi vi dirò che coltivazioni ci siano state in passato e quello che c'è oggi. E poi c'era il bosco, un bosco che è rimasto negli anni integro come era il bosco, mi passi il termine, della Serenissima, quindi con roveri, querce, faggi, non è stato intaccato da una vegetazione infestante. Biodiversità. Esatto, c'è la biodiversità, abbiamo delle zone umide, una l'avete anche vista, l'ha vista proprio nel video, e ripeto, il resto che non è bosco è un vigneto. Abbiamo un vigneto di 20 ettari, e un vigneto a prosecco e altre 4 essenze di rosso. Abbiamo il Cabernet, il Merlot, il Cabernet Sauvignon. E in questi 100 anni il consorzio ha sempre gestito questo podere. Ovviamente le cose sono cambiate, il podere sperimentale perché lei pensi nel dopoguerra il Montello era una landa desolata e molti giovani avevano abbandonato il Montello, quindi ci fu un finanziamento ministeriale perché fosse insegnato ai giovani a coltivare la terra sul Montello, e quindi per anni in quel luogo, che potete andare a visitare perché io ricordo che è un luogo pubblico, anzi faccio una precisazione, il Montello è tutto privato, quindi il Montello, al contrario dei boschi che lei ha citato prima, il Cansiglio o altri boschi che abbiamo che sono pubblici, il Montello è privato tranne le aree proprio di proprietà di alcuni comuni. Crocetta un piccolo bosco, Volpago alla polveriera, e il consorzio a questo podere è di libero accesso, quindi tranne il vigneto tutta la zona boscata la gente può andare a fare una passeggiata, anzi noi a breve inaugureremo, e quando la inaugureremo io la inviterò perché so che a lei piacciono queste cose dedicate ai bambini, faremo un percorso didattico all'interno del bosco dove i bambini potranno capire la flora, la fauna, l'agricoltura e un po' anche di storia del nostro bosco. Un bosco che ogni qualvolta incontro delle persone che non sono della nostra zona si sorprendono quando gli racconto che ci sono delle grotte, che la zona è carsica, che i tipi di agricoltura che ci sono sul Montello, la vastità del Montello, e appunto poi quando vengono a vedere il nostro podere tutti rimangono sorpresi perché non sanno proprio dell'esistenza di questo luogo. Prima di dare la parola al nostro Vladimiro da Rovigo, così lei ci pensa, sì? Non è il caso di mettere un po' di segnaletica in più per capire? Lui sorride perché no, ma è anche vero, perché è importante sapere. Noi abbiamo dei fiumi meravigliosi e non sappiamo dove passiamo, perché manca sempre la segnaletica, perciò non possiamo vedere sempre la segnaletica stradale che non la vediamo. Cerchiamo anche di capire che è importante la segnaletica per far ammirare il territorio. Cosa ne pensi, Vladimiro? Ti ringrazio perché queste parole mi fa agganciare al discorso che aveva fatto con telefonate ieri, se non mi ricordo, Livio De Padova, no? Che lui aveva iniziato con la domanda, prima di parlare di segnaletica, che aveva iniziato con la domanda se Porto Caleri, la spiaggia, fa parte del detto del Po o meno. Ecco, rubo 20 secondi, parlo adesso perché l'argomento è quello, no? E quando che lui va nella spiaggia del Porto Caleri, lui va in una zona di archeologia fluviale, perché se lui va sulla spiaggia e va verso sud, a un certo punto la spiaggia finisce, sulla destra che è la laguna dei Caleri, un po' più in là, 300 metri circa, vedi un'isola che è Albarella. Ecco, tra Porto Caleri e Albarella, fino a 300 anni fa, che era la bocca finale del ramo più a nord del Po in quel periodo,
che un po' alla volta si va a asciugare perché era stato fatto un poco prima il taglio del Po a Porto Viro, quindi l'acqua che passava una volta per quel ramo lì e rischiava di interrare la Laguna Venezia, ha iniziato ad andare a sud, quel ramo si va a interrare, finì, ma è rimasta la laguna e la foce finale che è compresa esattamente tra Albarella, l'isola, e la spiaggia di Porto Caleri. Ecco, quindi quando che Livio va a Porto Caleri non è sul delta attuale, ma sul delta storico che sei pienamente. Ciao Mirella, grazie, no, hai fatto bene perché in effetti Livio aveva fatto questa richiesta di capire e mi fa molto piacere, Vladimiro, che hai spiegato anche molto bene. Ma tornando al montello di quello che ha detto la Mirella, questa segnaletica che purtroppo manca. No, è nei nostri progetti futuri, con i finanziamenti che riceviamo a volte da altri enti e anche con le risorse proprio del consorzio, stiamo proprio pensando ad una segnaletica sia per il montello sia quella che le dicevo del percorso didattico. Effettivamente la segnaletica sul montello è un po' vetusta, era stata fatta dalla provincia parecchi anni fa, alcuni cartelli mancano e ci impegneremo a farlo perché abbiamo capito che i turisti stanno tornando sul montello, stanno venendo sul montello. C'è un turismo molto legato allo sport, infatti noi su questo vogliamo puntare, però anche il turismo della domenica, diciamo che molta gente che non è della provincia di Treviso sta venendo sul montello a volte per mangiare, ma poi vuol visitare e mancano, ha ragione lei, sia segnaletica fisica, che mi passi anche te, ma un po' di segnaletica virtuale con applicazioni o quant'altro, visto che la tecnologia ci aiuta, potremo pensare anche a dei percorsi, delle tracce GPS. Le dicevo dello sport, abbiamo avuto un'esperienza. No, perché prima volevo, siccome avevo parlato di percorsi, volevo parlare di questo percorso meraviglioso, ma che non si conosce, molti non conoscono, che è la Tradotta. E ricordiamo anche questo re della Tradotta che non c'è più, che Natalino, è mancato, Natalino, che ha un avuto, suo caro amico. che è stato anche ospite, perciò colgo anche l'occasione per salutare la famiglia di Natalino, questo gigante che ci manca, e andiamo a vedere il video La Tradotta. Allora abbiamo ricordato anche questo gigante buono, Natalino, con la passione della Tradotta, per capire l'importanza di conoscere i luoghi del territorio a due passi anche da casa, magari che non si conoscono. Questa è l'importanza di far conoscere. Prego, Martin. Grazie per l'assist. La Tradotta è un percorso ciclopedonale realizzato su un'ex ferrovia molto importante, perché era una ferrovia storica che portava i soldati al fronte da Castelfranco, poi Montebelluna, ed arrivavano al fronte di Nervesa della Battaglia. Abbiamo iniziato i lavori circa 6 anni fa. La Tradotta sostanzialmente è conclusa ed è fruibile da Montebelluna a Bidasio di Nervesa della Battaglia. I ciclisti che non la conoscono sanno che hanno questo tratto sterrato completamente immerso nel verde, partono da Montebelluna, tra virgolette anche vicino alla stazione di treni, circa 1 chilometro, quindi la gente potrebbe anche arrivare in treno a Montebelluna e percorrere fino al Ponte della Priula, collegando quasi l'altra stazione ferroviaria di Ponte della Priula. La Tradotta è
una strada sterrata, ripeto immersa nel verde, e per metà del suo tratto ha anche i binari storici esistenti. Mi permetta un particolare: questi binari, ci dicono gli appassionati, sono i più antichi oggi presenti in tutta Italia, perché sono ante 900, sono della fine dell'Ottocento, quindi sono dei binari storici utilizzati durante la Prima Guerra Mondiale dai soldati che andavano al fronte. Noi siamo molto contenti dell'utilizzo della tradotta. Vediamo che ogni weekend decine, ma io voglio dire centinaia e centinaia di ciclisti la percorrono. Lei prima mi ha parlato di Natalino. Natalino aveva in mente di realizzare un grande viale alberato, ed è quello che un po' alla volta noi stiamo facendo. Pensi che l'anno scorso con dei volontari abbiamo piantato circa 200 alberi. Pensate. Altri 50 li pianteremo tra 15-20 giorni e anche durante l'autunno. Però i chilometri sono molti, perché l'ho detto sono 18 chilometri. Ma io penso che tra 5, 6, 7 anni questi 18 km saranno ancora di più immersi nel verde, perché già lo sono, però insomma spazio per piantare nuovi alberi. Noi crediamo che piantare nuovi alberi faccia bene. Abbiamo fatto anche varie manifestazioni con i nuovi nati, abbiamo fatto un paio di anni fa a Volpago, abbiamo piantato 25 alberi dando il nome ad ogni albero, il nome di un bambino, e sperando che le famiglie siano anche affezionate poi ad andare a curare, ad annaffiare questi alberi quando cresceranno. La cosa sta andando bene, c'è un seguito di volontari che si è appassionato di questo ciclabile, e noi diamo una mano a tutti quelli che ci vogliono aiutare. Anzi, se qualcuno in collegamento vuole scriverci, c'è anche l'associazione SOS Alberi, tutto volontariato, e lo scopo è quello di rendere questo percorso un viale alberato da lasciare ai posteri. Allora, direttore Martini, lei ha detto una cosa importante, il volontariato. Ma io mi domando, se non ci fosse il volontariato, ecco, anche questo territorio, cosa ne sarebbe di questo territorio? Perché noi abbiamo enti che dovrebbero anche impegnarsi molto di più. Lei prima ha citato la provincia, ad esempio, dove una volta la provincia aveva messo. Adesso la provincia, che ancora non si riesce a capire che provincia sarà, ecco, si aspettano le nuove elezioni, ma dovrebbe avere un ruolo importante per quanto riguarda anche questi territori. Cosa dice, direttore? Beh, io le dico che noi collaboriamo con associazioni di volontariato. Io ne cito due perché penso che siano le associazioni più importanti che abbiamo nel territorio, ma lei pensi alla Protezione Civile, che spesso o quasi sempre è composta da volontari, e io cito gli alpini. Non voglio far torto ad altri gruppi militari, però gli alpini sono sempre presenti nel nostro territorio, ci aiutano, l'altro giorno, a organizzare le castagnate per i bambini, ma anche sulla tradotta, parlo per noi, ci hanno dato una mano a pulire i rifiuti, organizzano giornate ecologiche, hanno fatto delle potature sugli alberi, e questo sempre con la loro massima disponibilità, gratuità. A volte il consorzio riesce a dare qualche piccolo contributo per la gestione poi delle loro attività, che sono sempre comunque attività sociali. Quindi vediamo che queste associazioni di volontariato, io parlo per il consorzio e per i nostri 5 comuni, sono importantissime, ma credo di parlare a nome di tutti gli amministratori pubblici. Certe cose non si farebbero senza il volontariato, perché i soldi della pubblica amministrazione non possono coprire delle lacune che vengono coperte, sì è vero, da dei volontari, e per fortuna che ci sono. Speriamo che anche, perché siccome i volontari sono tutti o pensionati eccetera, che i giovani inizino anche loro ad appassionarsi. Io per fortuna ho 3-4 gruppi, uno a Nervesa, uno a Montebelluna, uno a Volpago, anche di ragazzi giovani che si sono appassionati e ci aiutano sulla tradotta. Andiamo a vedere anche, visto che abbiamo parlato di giovani, questi murales che ci sono, sì, che adesso il direttore Martini spiegherà, perché abbiamo coinvolto i giovani devono partecipare, in effetti se richiami i giovani ci sono, sì. E guardate cosa hanno fatto. Qui cosa stiamo vedendo allora? Questo è un murales che c'è in via Partidor a Montebelluna. Questo è un dettaglio, ma il murales è bellissimo, è stato realizzato da un writers, anche se è limitante, io lo chiamo artista, che è Montagnier di Montebelluna. Che conosco. Ah, bene, sì. Ecco, è un bravissimo ragazzo, e siccome appunto la tradotta vogliamo che diventi un luogo non solo per gli sportivi, ma diventi anche un luogo di passeggiata per le famiglie, abbiamo pensato di abbellirla con alcuni murales. Quindi abbiamo messo un murales a tema tradotta, quindi c'è un grande treno dipinto sul muro, abbiamo un murales che richiama la guerra con dei soldati che tornano dal fronte, e un murales legato alla natura. Avete visto qui gli animali, abbiamo messo gli animali tipici del Montello, la volpe, abbiamo messo lo scoiattolo. Continuiamo a vedere i murales, grazie. E vediamo proprio, l'abbiamo visto nei social,
che c'è un sacco di famiglie che vanno a farsi poi i selfie con i murales, perché voi adesso li vedete piccoli, ma vi assicuro che la volpe ha un'altezza di circa 3 metri, quindi sono proprio belli da vedere, sono lì liberi. Questo lo potete vedere a Montebelluna, e da qui proprio inizia la tradotta, nel tratto forse anche più suggestivo, che è un po' in trincea, e poi da qui potete camminare fino appunto a Nervesa e la Battaglia, però man mano che camminate ogni tanto trovate delle sorprese, e lo scopo che abbiamo noi come consorzio è di migliorare sempre di più la tradotta con dei dettagli e dei particolari, affinché divenga un luogo di passeggiate, di curiosità, di gite. Abbiamo già visto anche delle gite scolastiche che vanno a fare la passeggiata, quindi più alberi piantiamo, più bellezza regaliamo al territorio, e più gente verrà a visitare la nostra tradotta. Allora, quello che traspare anche da questi murali sono i colori che noi vediamo, specialmente in autunno magico, dove veramente la natura non solo in primavera ma in autunno, a mio avviso, vede dei colori meravigliosi, e se tu vai sul Montello riesci a capire proprio l'importanza di rispettare la natura. Ecco, questi colori autunnali che non riesci neanche a capire la bellezza di certi colori, però li vedi. La natura, se la rispetta, da sola si trasforma. Ecco, ha quell'equilibrio particolare, però devi rispettarla. Secondo lei, Martin, c'è un rispetto per la natura? Perché noi abbiamo visto questi ciclisti che si sono fermati, si sono accorti di queste immondizie buttate, ecco, su dei posti anche incredibili, e veramente si sono fermati e hanno pulito queste piste ciclopedonali, che devono essere anche rispettate, devono avere anche una manutenzione ordinaria e straordinaria. Com'è la situazione? Allora, la situazione secondo me è positiva, l'aria è cambiata, e anche la gente sta cambiando ed ha una forte sensibilità. E questo è un bel messaggio. Sì, noi lo vediamo, appunto, le dicevo prima, sia la tradotta che le prese del Montello sono prese d'assalto nei weekend da migliaia di ciclisti, e non troviamo carte a terra, anche i famosi gel, vedo che i ciclisti li portano a casa, usano i cestini, quindi in tradotta i rifiuti che troviamo purtroppo sono abbandonati dagli ecovandali, persone che scaricano la macchina, buttano i rifiuti e poi magari il maltempo li rompe e li dissemina in giro. Però, perché li abbiamo ancora gli ecovandali? Li abbiamo ancora, però voglio dire, questa è una minoranza della popolazione, la maggior parte della gente è molto molto attenta. Appunto anche il fatto che delle associazioni di volontariato ci chiamino 2, 3, 4 volte all'anno per organizzare una giornata ecologica, ci stanno dicendo che quello che si raccoglieva 10 anni fa oggi è un po' inferiore, quindi c'è sempre il vandalo, c'è sempre chi inquina, però io vedo che chi frequenta il Montello, che sia amante della corsa a piedi, della corsa in bici o delle semplici passeggiate, abbiamo numerosissimi gruppi di Nordic Walking, non lasciano un rifiuto, anzi spesso si portano la borsetta e se trovano qualcosa lo raccolgono, quindi il Montello è pulito di per sé, ma è pulito anche grazie a questo cambio di rotta dei giovani, delle persone che se amano lo sport amano anche la natura. Avete capito che non sono i giovani che fanno questo, sono altri, e sicuro quasi sempre li prendono gli ecovandali, non sono di sicuro giovani, questo ve lo posso garantire difficilmente. Ecco, c'è un rispetto per l'ambiente che ha il giovane, che bisogna anche valorizzarlo e dirlo. Andiamo a vedere anche questa foto di cinghiali, caprioli, sciacalli. Ecco, cosa succede? Martin, cosa ci vuole dire? Prego. Penso che abbiate letto anche nei quotidiani, nei mesi scorsi, c'è l'allarmismo un po' per il lupo, per i cinghiali e quant'altro. Allora noi come consorzio abbiamo realizzato un progetto, questi sono filmati nostri, abbiamo installato delle fototrappole che realizzano dei piccoli video in tutto il nostro podere, e per monitorare un po' che tipo di animali c'erano, e diciamo che l'animale più fotografato è appunto il cinghiale, cervi e caprioli. Anche perché c'è stato il bramito fino a poco tempo fa, perciò mi diceva... Ecco, adesso vedete questo video di un piccolo che c'era la capriolo. Coda per andare a sentire il bramito dei cervi sul Cansiglio, perciò questi animali attirano molto, solo che bisogna saperli anche rispettare, perché veramente il silenzio dovrebbe regnare sovrano, invece noi facciamo tanto casino, a volte lo dico io, che dovremmo anche capire che dovremmo andare a guardare, ma nel rispetto della natura. Ecco, dobbiamo sempre dirlo. Prego Martin. Ecco, le immagini che vedete sono le più rare che abbiamo avuto, che è una coppia di sciacalli dorati,
però che sono simili ai lupi, molto più piccoli, però diciamo che ci siamo resi conto che il lupo e lo sciacallo dorato probabilmente non può vivere nel Montello, fa qualche escursione magari notturna. E va in gita, ogni tanto va in gita, anche io vai in ferie. Mentre caprioli e cinghiali vivono, ce ne sono parecchi cinghiali. Però ma rispetto una volta questo numero che era eccessivo, cioè è modificato, com'è la situazione? Perché i numeri sono importanti, sì, Martino. Allora, il numero dei cinghiali è importante, so che c'è un progetto della provincia per tenere, quindi fanno una caccia selettiva sotto controllo, diciamo, per limitare il numero, perché potrebbero diventare un problema nel momento in cui vanno a devastare le colture. Ricordo sul Montello abbiamo la patata del Montello e i cinghiali vanno a distruggere, quindi la caccia selettiva al cinghiale, insomma, dispiace, perché quando si parla di uccidere un animale lo so che la gente è sensibile, però purtroppo nel momento in cui gli animali sono troppi in un territorio piccolo, probabilmente questa caccia selettiva è necessaria per mantenere un equilibrio tra chi coltiva la terra e comunque chi ama l'ambiente. Allora, direttore Martini, lei mi diceva una cosa, vuole fare anche un appello questa mattina, che la preoccupa molto i furti. Si ruba un po' tutto, compresa la legna, ecco, i funghi non ne parliamo, ecco, cosa sta succedendo e che appello vuole fare questa mattina, direttore? Perché è importante, cioè, bisogna anche rispettare anche le cose altrui che non sono tue, ecco, questa legna che viene veramente portata via, ho capito, ma se non è tua... Sì, questi sono episodi proprio limite, però ad esempio con i funghi è successo, anche qui articoli li avete letti sui giornali, di persone che hanno messo delle telecamere o delle fototrappole e hanno visto che anche in serate, in ore notturne, la gente va a raccogliere i funghi. Noi ricordiamo che la raccolta dei funghi sul Montello è regolamentata dalla provincia, bisogna avere un permesso, ci sono dei limiti sia di raccolta, ci sono delle agevolazioni per i residenti, c'è la massima libertà di raccolta solo per i proprietari. Allora, dobbiamo anche capire che tu non è che ti svegli una mattina e puoi dire vado a funghi stamattina, vado sul Montello che è vicino e vado a raccogliere funghi, perché non funziona così, avete sentito, ci vogliono delle autorizzazioni, perché sennò viene fuori un macello veramente, perché bisogna sapere anche cogliere questa natura meravigliosa che abbiamo, sennò diventa veramente un Far West anche in questo. Siamo preparati a questo, la gente lo sa a casa che non può funzionare così, che ci vogliono delle autorizzazioni, forse dovete farvi sentire di più, direttore Martini, perché io sono convinta che non lo sa, non tutti. Allora esatto, non tutti lo sanno, però insomma i funghi sul Montello ci sono da tanti anni, quindi la gente dovrebbe sapere che per raccoglierli serve... Ma magari non sa che è quasi tutto privato, questo è il problema che lei della invece segnaletica ha detto stamattina, è la segnaletica che sarebbe importante, perché se tu vedi privato sai che se entri su una zona privata ha dei problemi. Ecco, l'informazione, quanto importante è l'informazione, la divulgazione anche di quello che è il bene del territorio, direttore? Beh, la divulgazione è fondamentale, non importante. Il problema è che a volte anche noi non sappiamo qual è il canale preferito dalle persone, perché magari con i social raggiungiamo i giovani, però dobbiamo raggiungere tutte le fasce d'età e quindi chiediamo aiuto anche agli organi di stampa, quindi noi scriviamo parecchi articoli, però i quotidiani locali, senza fare nomi, sono 2 o 3, non è che abbiamo molti quotidiani e la gente a volte non legge. Però guardi i nostri telegiornali. Esatto, per fortuna volevo proprio dire, ringraziamo voi di Antena 3, di Rete Veneta, le vostre emittenti che ci aiutano, perché siete quelli che arrivano più facilmente sulle case, ci sono degli appuntamenti quotidiani che la gente è abituata a seguire, quindi io ogni volta che lei mi chiama qua a parlare del Montello io la ringrazio, perché mi dà la possibilità di raggiungere molte persone in poco tempo e di essere chiaro ed efficace. Spesso la gente, appunto il quotidiano o i social, Facebook, Instagram eccetera, non è sufficiente per comunicare, quindi la vostra emittente fa un ruolo egregio anche di comunicazione. Allora, io lo so che è una domanda scomoda, lei non voleva parlare di questo, ma io la devo fare perché la trasmissione serve anche questo, anche a capire. Ci sono molti sindaci che sono contrari, ecco, specialmente il sindaco di Crocetta del Montello, che fa parte anche del partito della Lega, per questi bacini di laminazione. Ecco, com'è la situazione
tutt'oggi. Sono ancora tutti contrari questi sindaci, è stato informato di più il territorio, perciò le persone conoscono e vogliono capire cosa è giusto, cosa è sbagliato, com'è la situazione, come sono i sindaci. Martin. Ovviamente i sindaci del Montello sono tuttora contrari alla realizzazione dell'intervento, anche perché lei capisce che questo intervento andrebbe a pesare sulla zona dell'Alto Piave vicino al Montello per salvaguardare zone del Basso Piave, quindi proprio a livello anche politico i sindaci probabilmente del Basso Piave spingono per l'intervento, quelli della nostra zona cercano di difendere e ovviamente dobbiamo trovare la quadra tra l'equilibrio della natura e dell'ambiente con la salvaguardia del pericolo eventuale per le persone che stanno a sud verso la zona golenale del Piave, che siamo qui nelle vostre zone, Ponte di Piave, San Donà e queste zone. Quindi io spero che la politica trovi appunto la quadra, perché le due cose non devono andare in antitesi. Noi dobbiamo tutelare l'ambiente, dobbiamo tutelare la natura e dobbiamo tutelare anche il rischio eventuale di esondazione per le persone. È da anni che ne parlano, è da anni che tra virgolette litigano, speriamo che si trovi una quadra e che non ci sia mai una soluzione imposta dall'alto che vada a scontentare uno a favore dell'altro. Non credo sarà una cosa immediata, vediamo cosa succede nei prossimi anni. Insomma. Anche perché mi sembra che stiano cambiando anche il modo di agire, sembra che non ci sia più un grande intervento ma diversi interventi più piccolini, cioè stanno ragionando anche su questo. Io sono convinta, direttore Martin, che bisogna informare anche la popolazione. Se la popolazione sa, conosce, sente parlare anche gli esperti, quelli che veramente sanno, che spiegano la biodiversità, che spiegano cos'è un bacino di laminazione, forse avremo anche meno no e più sì, però bisogna informare, bisogna rendere partecipe, perché poi il politico di turno passa ma l'opera rimane e perciò è quello che si deve anche capire: che opera mi hai fatto, serve, non serve? Certo. La gente ha diritto di capire e di conoscere. Secondo lei c'è abbastanza informazione anche da parte dei sindaci? Perché è vero che sono loro che si siedono a questi tavoli di concertazione, ma le persone hanno bisogno anche di sapere e di conoscere. Prego. Beh, sul tema sono state organizzate parecchie serate, quindi lei ha nominato prima il sindaco di Crocetta, veramente ha profuso molte energie per invitare massimi esperti, perché il tema, ripeto, è complicato e non spetta neanche a me dare dei giudizi, ma veramente hanno fatto molti incontri con la popolazione, con dei tecnici, hanno sentito l'opinione della gente, che l'opinione della gente spesso è l'opinione che viene dal cuore, si ragiona col cuore e non con la testa, e quindi la gente sarebbe sempre per dire no. Poi appunto bisogna ragionare con chi ne sa di più di noi. Io ammetto anch'io l'ignoranza del Visto tema, che abbiamo anche gli esperti che sanno. È giusto che siano loro a darci le indicazioni migliori per risolvere questo problema. Allora, come ci saluta, direttore Martin? Cosa vuole dire? Io vi saluto e vi do 2 o 3 appuntamenti. Noi sul nostro podere abbiamo cercato di valorizzarlo non solo con i turisti della domenica, ma le dicevo prima con lo sport, e abbiamo avuto grandi soddisfazioni. Le dico già che a maggio di quest'anno avremo i campionati italiani di mountain bike a squadre e una tappa degli internazionali d'Italia, quindi verranno atleti da tutta Europa a gareggiare sul nostro podere e pensiamo di avere veramente una grossa affluenza, e questo porta turismo. Avremo il 22 dicembre una prima edizione di una gara che si chiamerà Cani Cross, adesso mi passi il termine, però ci sarà proprio una competizione uomo assieme al proprio cane, non entro nei dettagli, verrà realizzata nel nostro podere, credo sia la prima esperienza della nostra provincia di Treviso, e anche qui metteranno alla prova il nostro podere. Se tutto dovesse andare bene, l'auspicio è che il prossimo anno possano esserci delle gare ancora più importanti. Mi dicono che dall'Austria, la Slovenia, la Cecoslovacchia, i paesi nordici, questo sport è veramente molto apprezzato, perché è uno sport che mette assieme uomo e cane, quindi è uno sport per gli amanti della natura. L'amico dell'uomo. E l'ultima cosa, se ha un secondo, l'8 dicembre riportiamo il treno in tradotta. Cosa vuol dire? Ci sarà un evento sempre organizzato dagli alpini di Volpago e dal gruppo giovanile di Selva, un treno turistico porterà i bambini e le loro famiglie da Selva a Volpago lungo la tradotta. All'8 di dicembre, guardate il sito di questo bellissimo consorzio del Montello, trovate, andate a visitare, perché sarà una gita bellissima. Grazie direttore Martì, andiamo a pranzo con la proposta di Mirella.
Linguine ai frutti di mare. Le linguine sono un tipo di pasta lunga di semola di grano duro. La lunghezza è la stessa degli spaghetti, ma anziché avere la forma cilindrica, hanno sembianze piatte e possono venire anche chiamate con il nome di bavette o trenette. È un prodotto che ha origine a Genova. La particolare conformazione di questo tipo di pasta ne predilige l'accostamento a sughi e condimenti a base di pesce. Ingredienti per 4 persone: 320 g di linguine, 700 g di vongole veraci, cozze, lupini, vino bianco secco, 3 o 4 pomodorini, olio extravergine d'oliva, 3 spicchi d'aglio, prezzemolo tritato, peperoncino, sale. Tenete i frutti di mare in un recipiente con acqua e un po' di sale per almeno 3 ore. In una padella soffriggete per 2-3 minuti l'aglio con 3 cucchiai di olio extravergine di oliva. Aggiungete i frutti di mare precedentemente lavati sotto l'acqua corrente e coprite immediatamente con un coperchio su fiamma viva. Quando i frutti saranno aperti, levateli e teneteli da parte. Sgusciatene più della metà. Aggiungete nella padella mezzo bicchiere di vino bianco e fate evaporare. Aggiungete i pomodorini tagliati. Il peperoncino ed il sale se necessario. Rimettete nel sugo tutti i frutti tenuti da parte e fate restringere il sugo. Lasciate cuocere ancora per alcuni minuti. Cuocete la pasta molto al dente. E scolatela nella padella con i frutti di mare. Saltate le linguine nella padella rigirando molto spesso e aggiungendo un cucchiaio di acqua della cottura della pasta se necessario. Servite e buon appetito!